vivrò altri amori vedrò, dirò altre volte amo te. Sarà un ricordo di più, sarà come è stato per noi. So che sempre è così, vorrei che finisse con te, ma poi tutto continuerà. Vivrò anche senza di te. Altri amori anche tu, e io non sarò più con te. Anch'io la mia mano darò a chi al tuo posto sarà. Perché questa vita è così. Buongiorno, buongiorno, mi è stata richiesta questa canzone, allora l'ho mandata perché è giusto così. Vi presento subito due graditissimi ospiti. Abbiamo collegato da Padova il professor Giampiero Avruscio, presidente Associazione Nazionale Primari Ospedalieri a Padova. Buongiorno, buongiorno, grazie presidente di essere qui anche questa mattina per raccontarci, perché lei è uno che fa, che si muove, è un Rocco come piace alla Mirella, ma abbiamo anche un'altra ospite collegata con noi, l'avvocato Antonella Tocchetto. Buongiorno avvocato, anche buongiorno lei molto rock, perché bisogna svegliare sti veneti, perché si è infiato dormensoni ultimamente, poi non ne parleremo, però noi cercheremo di svegliarli. Allora io partirei subito dal presidente Giampiero Avruscio per capire perché ho detto che si è mosso molto, che lui ha scritto anche una lettera in regione, una lettera molto importante al presidente Zaia, perché ormai veramente il limite è arrivato al massimo, o sbaglio presidente? Sì, Mirella, grazie intanto per l'invito, saluto la tua ospite, saluto tutte le telespettatrici e i telespettatori. Sì, noi viviamo purtroppo un periodo molto negativo dal punto di vista del disagio
che si vive tra i medici e questo chiaramente è stato aumentato notevolmente, sensibilmente con il Covid, con tutto quello che è successo, e si sperava che dopo il Covid insomma, la politica avesse un po' acquisito delle conoscenze nuove, avesse capito come l'ospedale è importante non solo per i veneti, è importante per tutta l'Italia, perché il Covid si è risolto grazie proprio all'organizzazione ospedaliera, perché insomma, parliamoci chiaramente, le strutture private hanno contribuito poco o nulla nella risoluzione di questa tragedia. E allora cosa sta succedendo in Veneto? Succede che nonostante tutti gli ottimi traguardi, i successi che si hanno, parlo dell'ospedale dell'Università di Padova, ancora i giornali, i mass media riecheggiano di quel grande successo che è stato ottenuto qui a Padova con il trapianto di un cuore fermo, morto da 20 minuti, da mezz'ora, eppure è stato possibile trapiantarlo, rivitalizzarlo e trapiantarlo. Questo apre effettivamente nuove prospettive e amplia molto di più la possibilità di trapianto di cuore, di oltre il 30%, insomma, e in più. E poi c'è stata anche l'Agenas, che è l'agenzia nazionale che ha valutato l'efficienza, l'organizzazione degli ospedali, e posto Padova ai primi posti di questa classifica. Però poi quando andiamo a vedere sulla valorizzazione di questo personale sanitario, dei medici, vediamo che soprattutto per quelli che sono gli incarichi più elevati, più di prestigio, ebbene i medici padovani sono l'ultima ruota del carro della sanità del Veneto, nel senso che percepiscono uno stipendio di incarico più basso di tutti i valenti colleghi che lavorano in tutte le altre aziende sanitarie, e questo almeno da 30 anni, rendendo più povere le loro pensioni, perché insomma è una voce stipendiale che va sulle pensioni, ma soprattutto anche per la dignità di queste persone che vivono una qualità di vita, come sappiamo anche un rischio clinico molto maggiore, perché gli interventi più complessi vengono a Padova. Ma il problema, vede, quello che vorrei sottolineare, che forse la politica non riesce a comprendere appieno, oppure lo capisce ma insomma ha altri progetti sulla sanità, che il problema non riguarda i medici, perché io non conosco un solo medico che si è disoccupato. I medici, come sempre ripeto, non sono quelli che protestano, che occupano le strade, le autostrade, interrompono le ferrovie, i treni, oppure salgono sui tetti. No, semplicemente se ne vanno dall'ospedale. Questo sta succedendo da molto tempo. E vanno all'estero, vanno a lavorare nelle strutture private, vanno a fare i gettonisti, vanno a lavorare al di fuori dell'ospedale, perché l'ospedale non è più attrattivo. Ma poi a risentirne, se io non ho dei medici valenti che lavorano in ospedale, a risentirne chi sono? Sono i medici o sono i pazienti, gli anziani, i bambini, quando hanno necessità di un bisogno di salute è serio, vanno in ospedale, ma se in ospedale poi non trovano le persone adeguate a curarle, come vediamo con l'affollamento che c'è nei pronto soccorsi, con le prestazioni che non si riescono ad ottenere, e poi cosa succede? Alla loro salute non sono i muri a curare le persone, non è solo la tecnologia a curare le persone, non sono i robot a curarli, ma c'è sempre un medico preparato, che insomma gli anni di esperienza, un medico non è sostituibile con un altro medico, tanto è vero che nella carenza dei medici cosa fa poi dopo la regione? Richiama i medici pensionati, assume medici che ancora non hanno completato la loro formazione, assumono medici a gettone oppure da cooperative, e quindi con una selezione che però non fanno i medici, perché vede, quando si tratta di assumere un medico in una struttura pubblica si fa un concorso. In questo concorso c'è una commissione dove ci sono dei medici che giudicano, guardano il curriculum, fanno delle prove
4 prove teoriche, pratiche, per vedere se il medico effettivamente è all'altezza di vincere questo concorso. Poi ci sono ulteriori 6 mesi di prova dall'assunzione per vedere se effettivamente è capace e quindi di continuare la struttura pubblica. Quando invece si tratta di assumere, di far lavorare dei medici da cooperativo a gettoni, si salta tutto questo progetto e quindi non c'è neanche una verifica sul curriculum, una prova, e tutto quanto poi sulla responsabilità effettivamente di chi deve dirigere un reparto, però che si trova con persone che non ha selezionato, che non sono state selezionate come per il concorso pubblico. Vede, queste cose la gente non le conosce, non le sa, la gente neanche fa la differenza fra un medico in ospedale, un medico in medicina generale, uno specialista, perché giustamente le persone quando hanno bisogno di salute, hanno bisogno di una prestazione, di una visita, è quello che conta. Però nella sanità c'è una divisione enorme di contratti che sono, quando uno esce dall'università, esce con la stessa laurea, ma con contratti talmente diversi del territorio. Per esempio il territorio è gestito da liberi professionisti, questa la gente forse non lo sa, quella che si chiama sanità pubblica non è la sanità pubblica intesa come dipendenti ospedalieri pagati dallo Stato, no, sono liberi professionisti come i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, gli specialisti ambulatoriali, sono liberi professionisti che hanno una convenzione con lo Stato, un po' come sono gli ospedali privati, come sono le case di cura, i poliambulatori privati, che sono liberi, esercitano libera professione, che però sono in convenzione con il pubblico. Gli unici dipendenti dello Stato sono i dipendenti ospedalieri, quelli che si accollano tutte le necessità serie di salute. Molto chiaro, molto chiaro. Devo dare la linea, Presidente, se no mi cade la linea a Rinaldo da Venezia, poi passiamo all'avvocato Tocchetto. Prego Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Volevo dire che l'ospedale di Padova è un'eccellenza non solo qui in Italia, ma in Europa è un'eccellenza. Cominciamo dal professor Gallucci, che ha fatto tanto per tutti e ha salvato migliaia di persone. Non si ricorda più nessuno, si ricorda che è morto mai di buongiorno, ma non del professor Gallucci, che merita una statua. Questo è il sistema. L'ospedale di Padova deve vivere e deve avere tutto quello che gli serve per continuare, perché è un'eccellenza, cioè i medici di Padova, come anche gli altri, studia tutta la vita, per mettersi in regola, per sapere cosa che ha studiato, chi l'ha inventato di più, per essere a conoscenza e al pari di qualsiasi medico. Questa è una roba che non si può neanche parlare di Padova, bisogna dargli tutti gli strumenti e parlargli, perché queste persone qua noi vive del teatro, del cinema, e salva vite. E ne porta a vivere, moriremo 60 anni, nel 90 siamo ancora qua, 100 anni, 80, 85. Mirella, bisogna metterli in grado di poterli curare. Adesso voglio dire una roba, ma in regione, del Tocchetto, voglio sapere quanta assessori che sono in regione, che sa, è la storia, va bene, del Palazzo Baldi, non sa nessuno la storia. Baldi, non deve anche sì, ma non sta a contare la storia, se no non andiamo avanti, continuiamo a perdere. Rinaldo, ti ha fatto riflessioni molto chiare, grazie Rinaldo. Allora, l'avvocato Tocchetto è già stata promossa in regione, invece è stata riconfermata, e complimenti, perché è la prima volta che abbiamo ospite l'avvocato Tocchetto, è ancora consigliere comunale, tantissime preferenze, e perciò un in bocca al lupo veramente grande per l'opposizione che lei farà in consiglio comunale a Treviso. Ma io vorrei anche il suo commento su quello che ha detto il professor Avruscio, questo amaro, questo fiele che ormai sta diventando sempre più grande, però mi sembra che anche l'opposizione dovrebbe essere più forte, prendere più posizione. È facile dire non mi ascoltano, ma allora cosa serve? Se c'è questo problema,
Possibile che non ci sia la volontà veramente di capire che c'è qualcosa che non funziona? Perché giustamente io ho degli ospiti, qua lo dico anche al professor Avruscio, primari, che dicono che va tutto bene, che la sanità specialmente nel Veneto è ottima, che non dobbiamo lamentarci di sicuro e guardare in altre regioni. No, io devo guardare in casa mia e devo sentire anche quella parte che dice che non è così, che non sta andando bene. Basta vedere le liste d'attesa e la sanità privata, perché dobbiamo anche mettere sulla bilancia. Prego, avvocato Tocchetto. Beh, allora ringrazio dell'invito e grazie anche dei complimenti. Mi sentite bene, vero? Sì, sì, bene, bene. Sì. E anche volevo salutare il professore. Sì, effettivamente ho ascoltato con grandissima attenzione il suo intervento. Io so che comunque il nostro gruppo consigliare in regione ha sempre portato avanti la questione della sanità e della fuga, ovviamente, come diceva bene anche il professore, di moltissimi medici dalle strutture pubbliche a quelle private. Purtroppo anche il periodo della pandemia ha dimostrato che il lavoro di 24-48 ore ininterrotto dei medici all'interno delle strutture pubbliche poi alla fine non ritrovava un riscontro anche dal punto di vista economico, e bisogna anche guardare a questo aspetto, e quindi è molto più allettante andare nel privato piuttosto che rimanere nel pubblico. Certo, la questione delle liste d'attesa è una questione molto complicata, perché purtroppo se ci sono delle patologie si va nella struttura pubblica, bisogna aspettare 6-7 mesi, magari invece in una struttura privata nell'arco di 15 giorni, se non ci sono, come dire, delle gravità che l'ospedale deve intervenire immediatamente, nella struttura privata si può subito avere l'intervento. Dispiace anche perché all'interno, ha ragione il professore, ci sono delle eccellenze. Io lo dico spesso, un mio collega aveva un problema veramente molto grave di cuore, è stato operato, un'operazione molto importante fatta all'ospedale di Treviso, e devo dire la verità che dal punto di vista ad esempio della cardiologia l'intervento fatto al mio collega è stato un intervento di altissima qualità, fatto in una struttura pubblica, seguito molto bene, però l'intervento fatto a questo mio collega è stato fatto perché lui stava rischiando la vita, e con il cuore, come si dice, non si scherza di sicuro. Sulla sanità bisogna veramente rivedere anche, da un lato, la possibilità di mantenere all'interno della struttura pubblica i nostri validissimi medici, che peraltro, ripeto, non si risparmiano mai, nel senso che sono sempre molto disponibili, ma a quel punto bisogna anche gratificarli dal punto di vista economico. E certo, la questione delle liste d'attesa è una questione che è annosa, ma non si riesce a trovare una soluzione, e purtroppo tutti i problemi di salute sono per i cittadini importanti, per cui se ti fanno aspettare 6 mesi perché il tuo problema non è così grave, chi lo vive 6 mesi di angoscia, e magari anche rischiano di avere delle patologie gravi che protratte nel tempo possono aggravarsi. Non so come si possa fare, so che comunque i nostri consiglieri regionali sulla sanità, da Senigallia, che lo ricordiamo, un nostro validissimo consigliere che ci ha lasciato un po' di anni fa, fino al nuovo gruppo consigliare, la battaglia sulla sanità la stanno facendo continuamente da quando sono stati eletti, però per ora soluzioni ancora non se ne trovano, e il rischio che diventi una sanità privatizzata e si arrivi, come dire, vicino ai mondi americani, dove entri in ospedale solo se hai una carta di credito, è una prospettiva che non è tanto lontana da noi, e su questo noi dobbiamo opporci e fare delle battaglie affinché la sanità sia pubblica, efficiente, e che ci sia anche la gratificazione dagli operatori, non solo medici ma anche il personale infermieristico, che è altrettanto importante rispetto ai medici, che siano gratificati e possano avere anche una giusta retribuzione, come dice peraltro l'articolo 36 della Costituzione. Che noi leggiamo tutte le mattine, e dice proprio questo, l'abbiamo letto proprio l'altra mattina, perché leggiamo ogni mattina la Costituzione, o quasi. Abbiamo Sebastiano da Abano, vai Sebastiano. Buongiorno signora Mirella, buongiorno. lei e i suoi cari ospiti, buongiorno. Niente, io volevo dire sulla sanità, io ho visto un servizio su Rete 4 che purtroppo venivano intervistati infermieri
dove dicevano qua io in Italia guadagnavo 1.300, alcuni 1.700, sono andati fuori dall'Italia e prendono 4-5.000 euro a mese. Ora io dico, è normale che uno che guadagna 1.300 e poi dice aspetta, se quando ne guadagno 1.300 vado all'estero, che ne guadagno 5.000 va all'estero, perché naturalmente una va a lavorare perché cosa? Per portare soldi in casa, non per fare volontariato naturalmente, purtroppo, perché la gente, gli infermieri hanno dei figli, hanno una famiglia da mantenere, quindi purtroppo sì, lo fa anche perché gli piace il lavoro, aiutare la gente, però a casa gli devi portare i soldi purtroppo. Poi anche c'è l'avvocato Tacchetto, io dico, tutti questi uomini che uccidono le proprie donne, ora questo di Milano che ha ucciso la propria ragazza con un bambino, che cosa rischia questo uomo? Cioè, dico, potrebbe, da parte mia dovrebbe essere accusato di 2 omicidi, quello della moglie e quello del figlio, soltanto che purtroppo sicuramente verrà accusato soltanto di un omicidio, quello della ragazza, e purtroppo quel bambino che doveva nascere non è potuto nascere. Poi un'altra cosa, signor Minella, io ho avuto la fortuna ora da un mese che faccio la dieta, ho perso in un mese 10 kg. Bravo. Volevo dire al professore, sto facendo la dieta un po' fai da te, cioè non mangio fuori pasta. Ma di professore quanto pesi? Pesavo 145, ora sono 135 kg, però sto facendo un'ora di passeggiata al giorno e non sto mangiando porcherie di bevande, cose diciamo zuccherate, non ne sto prendendo più. Dico, devo continuare su questa parte o mi devo affidare sempre a una dietologa o un dietologo, anche se comunque io sto facendo, mangio colazione, pranzo e cena, non mangio più fuori pazze. Volevo una risposta e speriamo che va tutto bene, signor Miriella. E mi scusi tanto sempre, saluto i suoi ospiti. Ciao Sebastiano, è un piacere sentirti, però 3 volte al giorno te mangi, penso che basta, per carità. Non sta... Sentiamo allora... Professore, io però vorrei aggiungere una cosa a quella che ha detto giustamente anche l'avvocato Tocchetto. Cosa si può fare? Ma è semplice, l'ha detto lei, la cura. Ha detto più soldi ai medici, e se uno lavora all'interno dell'ospedale non può fare poi la libera professione come c'era una volta, punto. Ti do uno stipendio adeguato, ma lavori all'interno dell'ospedale e non vai a lavorare nelle cliniche private. Aumentiamo i soldi e gli stipendi agli infermieri, che sono la spina dorsale, perché bisogna dirlo anche dell'ospedale, perché ci sono anche gli infermieri, gli OS. Sarebbe semplice la ricetta, lei l'ha detta tante volte. Il problema è che si vuole privatizzare, inutile che ci girano intorno. Se ce lo dicono prima, forse fanno meglio che non prenderci in giro con delle cose assurde. Non è che non ci sono i soldi, perché vediamo su quale cavolate poi li vanno a spendere, che non serviranno a nessuno se non a una certa elite. Però non ci sono mai soldi per la sanità pubblica, la salute pubblica, ma vi rendete conto? E qua il sindacato dovrebbe essere unito e fare veramente delle barricate con tutti assieme. Ma è come il Covid, professore, se abbiamo dei primari che dicono che va tutto bene, che non dobbiamo lamentarci, che meglio del Veneto non si può trovare, è come vuoi il vaccino o non vuoi il vaccino? Allora uno dice che sta spiegando molto bene lei che non va bene e poi invita ospiti e dice calma, calma, e parlare male della sanità veneta. Prego, professore. Allora, io su questo discorso della sanità che vivo quotidianamente e quindi vedo le fragilità. È vero che la sanità del Veneto in Italia è una delle migliori, ma giustamente come dice lei, non è che dobbiamo accontentarci del resto d'unità e fare i confronti con la sanità calabrese o altri tipi di sanità, ma dobbiamo confrontarci con l'Europa. Dobbiamo confrontarci soprattutto tenendo presente che il nostro lavoro ha un solo obiettivo, quello di tenere la persona al centro del nostro sistema. Allora il ragionamento che noi dobbiamo fare è questo: la persona è veramente al centro dell'organizzazione oppure al centro abbiamo l'organizzazione
è il paziente la persona che deve ruotare intorno per trovare, per telefonare ore e per avere una prestazione che poi dopo è costretta magari ad andare sul privato ad averla. Cioè ragioniamo su quello che è la quotidianità, perché vede, è vero che in Italia uno dice ma il trapianto di cuore uno non lo paga, ma non è vero. Non è che non si paga la nostra sanità, perché la nostra sanità noi la paghiamo profumatamente con le nostre tasse, perché quando da uno stipendio si toglie il 40-50% di tasse, di IRPEF, vuol dire che uno la paga la sanità, quindi ha diritto ad avere, non è gratuita, perché se io avessi quel 40-50% in più sullo stipendio, allora mi farei un'assicurazione privata, ma se è lo Stato che mi impone un'assicurazione togliendomi dallo stipendio, e allora mi deve dare anche le prestazioni. Non posso poi dopo non avere una prestazione, per averla devo andare in privato. Vede, lo Stato garantisce la prestazione. Noi nell'organizzazione sanitaria, quando si fa un'impegnativa dal medico, si chiede per esempio una visita, un esame strumentale. Quando si va al CUP, il CUP non è che ti può, che ti può assicurare il medico che tu scegli, ti garantisce la prestazione. Però molto spesso la gente cosa dice? No, ma io voglio andare da quel professionista perché stimo, so che è bravo, voglio andare da lui. Allora lì deve esserci una scelta della persona, vuole quel professionista, allora se vuoi quello, allora è chiaro che devi andare in un'altra parte, come dire, a livello privato. Però non deve essere un ricatto, non deve essere perché non ho la prestazione e allora devo andare per forza sul privato. Non so se rendo chiaro molto questo bene. concetto. Professore, la interrompo, se no cade la linea. Abbiamo Maria da Bovolenta. Ciao Maria. Ciao Mirella e un buongiorno e un bel ritorno al professore caro. Sono degli angeli questi professori, lo dico sempre e non so dire come, insomma, ecco, ci salvano la vita, anche i infermieri e i dottori, tutti quanti ospedalieri sono degli angeli veramente. Non so cosa faremo senza di loro, creperemo, santro. E dopo voglio salutare alla signora avvocato, che le volevo dire una cosa alla dottoressa. Niente, che io sono sconvolta, Mirella, di questi 2 giorni, di questi uomini che hanno baciato quella povera ragazza, ma guarda Mirella, no, guarda, io non lo so, più che si dice che non so, sembrano che facciano per dispetto, Mirella, ci vuole, non so anche il dottore cosa dice, anche alla dottoressa soprattutto, cosa devono fare, cosa si deve fare per queste persone qua. Ma è tutto uno. Quella povera ragazza che aspettava il bambino, ma dai, ma guarda che è una cosa, ad aver paura, guarda, veramente Mirella. Per fortuna, guarda, io ti dico, ho 2 figli maschi, mi sarebbe piaciuto di avere una bambina, guarda, ma a questo punto ho detto è meglio così, perché guarda, io creperei di crepacuore, veramente Mirella. Bisogna che li mettano un fermo questi uomini, che li fanno fare delle visite e tutto quanto, che prendono provvedimenti. Vorrei sapere cosa dice la signora avvocato e anche un pensiero dal dottore, insomma. Buona giornata a tutti e una buona domenica a tutti. Ciao Mirella, anche a te. Grazie Maria. Infatti ho invitato anche l'avvocato Tocchetto, perché pensate, più divorziati che nel resto d'Italia, nella Marca raddoppiati in 10 anni. Poi ne parleremo con l'avvocato Tocchetto, perché è importante parlare anche di questo, subito dopo la pubblicità. Allora, più divorziati, come abbiamo detto, che nel resto d'Italia, nella Marca raddoppiati in 10 anni. Vi leggo alcuni numeri. A Castelfranco Veneto, da 687 nel 2012, siamo passati a 1172 nel 2022.
A Conegliano, sempre dal 2012 al 2022, da 963 a 1420. A Mogliano Veneto, da 594 a 1137. A Oderzo, da 394 a 693. A Treviso, che è tutto dire, da 2.428 a 4.038. Avvocato Tocchetto, come spiega questi numeri? Forse veramente queste donne hanno deciso, veramente sono loro che decidono la maggioranza delle volte di lasciare questo uomo, di fare un'altra vita, però non è sempre facile, non è facile perché Maria diceva ma dobbiamo fare qualcosa a questi uomini, sono insospettabili. Ma come fai? Sono insospettabili, a parte quelli che hanno le denunce che là bisognerebbe lavorarci su perché non gli mettono questo maledetto braccialetto elettronico visto che ce l'abbiamo e lasciamo la donna che rimanga nella sua casa invece di portarla da un'altra parte. Qua vorrei capire se le parlamentari decidono di fare qualcosa. Ma come spiega questi numeri? Prego. Beh, allora, due temi, quello dell'omicidio di Milano e quello dei divorzi. Parto dai divorzi. I divorzi sono sempre stati tantissimi nella nostra provincia e con anche il post pandemia che ha, come dire, forzatamente portato alcune coppie a vivere insieme magari in tempi precedenti nei quali uscivano la mattina, tornavano alla sera, neanche si parlavano, ha un po' aumentato i numeri. Tra l'altro con la legge Cartabia entrata in vigore il 1° marzo 2023, adesso si può fare separazione e divorzio in un unico atto, quindi è anche accelerato il tempo del divorzio e della separazione purché ovviamente siano tutti consensuali. Ma allora dobbiamo anche considerare che rispetto a quando si parlava del codice civile e del diritto di famiglia, poi cambiato negli anni 70, ma insomma fino ai giorni nostri, una volta il matrimonio era un po', come dire, una questione quasi indissolubile. Adesso ci stiamo avvicinando ai ritmi americani, cioè anche queste procedure di scioglimento del rapporto coniugale facilitate comportano che ci si sposa e ci si lascia con grande facilità. Basta trovare l'accordo che spesso attraverso anche la negoziazione assistita, che è un preaccordo fatto all'interno degli studi legali, comporta che tutto sia molto più semplice, quindi ci si prende, ci si lascia con più facilità rispetto agli anni 70. E chiudo anche dicendo che ad esempio per quello che riguarda l'assegno divorzile per la donna, questo se negli anni 90 era facile ottenerlo, negli anni 2023 è praticamente impossibile ottenerlo. Avvocato, per cui... la interrompo un secondo, se no sa come funziona, cade la linea. Abbiamo Sì. Nadia, prego Nadia, ciao. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Io avevo pensato, quegli uomini che fanno come quello che ha ucciso la compagna incinta, io non farei tante cose, perché se lo metto in prigione gode, è servito e riverito, perché non sono prigioni proprio dove gliela fanno pagare. Io li castrerei. Castrarli non fanno più danni. Se vengono fuori rimangono innocui. Grazie, arrivederci e buona giornata. Mica tanto, perché usano qualcos'altro, usano le mani per ammazzare Nadia, purtroppo. Usano quelle o le pistole o i coltelli. Prego, avvocato. Sì, poi invece per quello che riguarda il delitto di Milano, ma anche quello di Roma, della poliziotta, lì la questione io la scindo in due parti. Dal punto di vista legale sicuramente la persona, il trentenne milanese, rischierà l'ergastolo, perché lì ci sono delle aggravanti molto pesanti. Hanno escluso in una prima fase la premeditazione, ma hanno sicuramente l'aggravante è che ha tentato di bruciare, quindi occultamento di cadavere. Sono 2 le persone morte perché c'è anche il feto, quindi non si applica, secondo me, seppur non sono una specialista, l'articolo 575 del codice penale, ma sicuramente la pena sarà molto più grave e si arriverà all'ergastolo. Qui invece però in questi giorni si leggeva molto anche sui giornali, e quindi passerei anche poi la parola al professore, si parla molto di narcisismo, no? Cioè questi uomini molto narcisi che non
anaffettivi, perché qua si parla di anaffettività, che passano da un rapporto all'altro con grande facilità senza rendersi conto di quello che fanno. In questo caso qui addirittura aveva 2 storie, nella prima storia era riuscito a farlo abortire, nella seconda storia invece no, e non riescono a costruire un rapporto sentimentale serio e di responsabilità, e quindi ci sono delle malattie mentali che però, ecco, questo sarebbe veramente da approfondire. Da un lato c'è questa forma narcisistica, dall'altro però bisognerebbe che anche i giudici, ma in alcuni casi ormai lo stanno facendo, non applicassero la scriminante, cioè malato di mente, quindi non era capace di intendere e di volere nel momento in cui faceva l'azione, ma che invece questo fosse anche un motivo di aggravio della pena, perché secondo me lui era talmente lucido in quel momento là che voleva proprio sbarazzarsi di una persona che in quel momento lo ostacolava. Però il problema del narcisismo, che è una malattia patologica psichiatrica, quello è un lavoro da fare, perché chiudo, cara Mirella, nelle sue trasmissioni ne abbiamo parlato tante volte anche del recupero e quindi anche di cercare di fare un'educazione sentimentale maschile e costringerli a seguire dei percorsi psicologici o psichiatrici, ma non sempre ci riusciamo e purtroppo le vittime sono giornaliere, e addirittura in casi gravi come quello di Milano, che sta scioccando l'intera popolazione italiana. Abbiamo Mirko da Padova. Ciao Mirko, che piacere sentirti. Buongiorno signora Mirella. Buongiorno. Io la seguo sempre ad ogni Grazie. modo e volevo fare un saluto ai suoi ospiti. Io mi posso rientrare sul primo tema, quello della sanità, Prego. se lei mi concede, dato che c'è anche l'avvocato Tocchetto e c'è il signore. La rivolgo all'avvocato Tocchetto. Io mi ricordo, avvocato, che le faccio questo paragone. Prendiamo la signora Mirella, nasce su Rete Veneta. Un domani la RAI cerca una giornalista e prende la Mirella. Ma chi è che l'ha preparata la Mirella? È stata Rete Veneta a prepararla. Ecco, mi ricordo che la signora Bindi, io non sono di sinistra, ma era una persona, un politico di altissimo livello. E i politici di altissimo livello vedono le cose molto più avanti dei politici normali. La Bindi aveva visto il problema della sanità, delle persone, di questi dottori che se ne vanno nel privato. E lei aveva detto chiaramente che un dottore deve fare le scelte, o lavora nel privato o lavora nel pubblico. Tutti a sparargli addosso, non è possibile, non è possibile. Adesso ci troviamo che abbiamo professori che gli fa comodo avere la loro etichetta nel pubblico. Lei va in ospedale, non so, Treviso, Padova, Roma, Milano e trova professor Pincopalino. Poi lo trova nel privato e nel privato lo trova il giorno dopo, tanto per dire una sciocchezza. Però la Bindi non aveva torto. È inutile, cioè un professore per diventare bravo va nel pubblico, poi diventa bravo, impara lì, non va nel privato. Il privato non va a prendere il ragazzo che esce dall'università, va a prendere chi si è preparato. E chi è che lo prepara? Il pubblico. Il pubblico investe, gli fa usare macchinari costosissimi, impara perfettamente e poi fa la scelta e se ne va nel privato. E il privato si trova personaggi di altissimo livello preparati dal pubblico. Allora io dico, aveva ragione la Bindi, che quando si fanno i contratti bisogna fare delle scelte chiare. Vuoi stare nel pubblico o vuoi andare nel privato? Una delle due. Ecco, io questo me lo ricordo ed è stata assaltata. Ecco, avrei piacere di una sua risposta. Signora Mirella, la saluto e sempre complimenti per la sua trasmissione. Grazie caro Mirko. Io aggiungerei anche un'altra figura femminile importantissima, Tina Anselmi, che aveva messo proprio al centro dell'obiettivo la persona, ricordiamoci il servizio alla persona. Io vorrei sentire anche un parere del professor Avruscio e poi torniamo dall'avvocato Tocchetto. Professore, cosa dice? Allora, nel sistema sanitario purtroppo ha avuto una involuzione nel tempo e si è visto anche nel Covid. Io ripeto, se tu vuoi vincere il campionato, tu generalmente lo fai prendendo dei giocatori che però devi anche valorizzare, perché io non conosco giocatori
che siano, e lì quando si gioca a pallone si parla di centinaia e centinaia di milioni di euro, non si parla di poche migliaia. Noi siamo in un campo in cui, come ha detto un telespettatore prima, siamo nel campo in cui si salva la vita alle persone. Allora, se noi abbiamo una gradazione, una scala di valori, io credo che la vita valga più di qualsiasi altra cosa. E questo i medici lo fanno quotidianamente. Ora, noi possiamo anche adottare un regime tipo il regime comunista, no? Per cui uno, prende lo stesso per qualsiasi cosa, e però abbiamo visto come i regimi comunisti come vanno a finire. Noi viviamo in una società occidentale in cui il lavoro deve essere valorizzato, perché non siamo tutti quanti sullo stesso livello. Allora noi nel campo della sanità abbiamo, nel momento in cui sei assunto nel pubblico, hai una carriera. Cosa succede in Veneto? Che ulsi che vai, stipendio che trovi. Nel senso che a Padova i medici padovani, quelli che hanno anche un elevato rischio, perché quando si tratta di salvare una persona, ci sono gli interventi cosiddetti, tra virgolette, insomma meno ad alto rischio, ma quando finisci in sala operatoria il rischio c'è sempre. Può esserci l'appendicite, può esserci qualsiasi altro, però ci sono interventi anche complessi in cui chi va in sala operatoria rischia la vita del paziente, ma rischia anche la propria professionale, tant'è vero che deve accedere anche a delle assicurazioni molto più elevate. Allora, che i medici di Padova prendano uno stipendio che sia il più basso di migliaia di euro rispetto ai propri colleghi, questo capisce che non va bene, perché lo Stato permette, e questo tutti i governi, compreso quello della Bindi, tutti i governi permettono che ci sia una sanità che sia privata. Io sono un liberale, quindi per me va bene che ci sia, il pubblico in concorrenza con il privato, ma non deve esistere che il privato si sostituisca al pubblico come sta succedendo, perché in Veneto tutte le multinazionali hanno comprato tutte le strutture private, non esiste più il privato-privato. Stanno rinascendo anche queste strutture, ma soprattutto il privato convenzionato, cioè lo Stato, la regione che li finanzia. Ma una cosa è un rapporto, equilibrato fra i due, un'altra cosa è che il privato sostituisca il pubblico. Sul fatto dei medici, bene, allora mettiamoci a tavolino, che siano medici di medicina generale, pediatri di libera scelta. Lì, il contributo deve essere a seconda del rischio clinico che uno ha. Uno viene valorizzato perché è un chirurgo, perché ha un lavoro più a rischio di altri. Questo invece non succede nella nostra sanità. E allora non puoi pretendere che un medico ti rimanga nel pubblico, perché la formazione la pagano anche le famiglie, non è gratuita la formazione la pagano le tasse dei nostri genitori e non è che quanti. ce la regalano proprio. Sentiamo anche l'avvocato Tocchetto, perché il tempo corre purtroppo. Prego, avvocato. Allora ringrazio quello che ha detto il telespettatore, nel senso che la Tina Anselmi fece nel 1978 la famosa riforma sulla sanità pubblica, diciamo così, quindi è partito dagli anni 50, 60, 70, poi tutto il percorso della sanità. Certo, la riforma Bindi, che era più o meno del 1999, voleva mettere chiarezza sulle questioni del pubblico privato, ma sono passati ormai 24 anni, sono cambiati tanti ministri, non è facile, ritornare a una sanità degli anni 90 che era molto pubblica, perché adesso la velocità dei tempi e anche e soprattutto questa privatizzazione che noi purtroppo stiamo un po', e ha ragione il professore, stiamo un po' mutuando dall'America,
sta galoppando anche nei nostri territori, sempre di più, e quindi il rischio è che se noi non facciamo da baluardo, tenendo conto dei padri costituenti ma anche dei validi ministri, dall'Anselmi alla Bindi, che hanno cercato di rendere, come dire, un servizio pubblico sanitario a portata di tutti, se noi non riusciamo a mettere un freno e un baluardo, qua rischiamo che fra 10 anni dovremo tutti avere una buona assicurazione e tutti sapere che solo magari nel privato potremo avere certe eccellenze e nel pubblico no, quando invece a tutt'oggi, 2023, nel pubblico ci sono tantissime eccellenze, ma noi dobbiamo fermare e fare in modo che rimangano lì e che lavorino a servizio di tutti i cittadini. Questo è il compito che la politica si deve dare, che anche l'informazione deve dare, ma che soprattutto abbiamo poco tempo a disposizione perché la privatizzazione sta galoppando in maniera velocissima. Professor Avruscio, però io mi domando, quando ci sono queste riunioni, queste commissioni, questo grido di dolore che lei più volte ha lanciato, come mai non viene ascoltato? Perché mi sembra che ci sia un silenzio assordante, proprio un silenzio assordante. Eppure lei le cose le dice chiaramente, non solo lei, ma anche i sindacati, ma anche molti medici, molti primari, molti rappresentanti di categoria. Come mai nessuno ascolta ma tutti tacciono alla fine? Ecco, lei è uno dei pochi, io lo dico sempre, che ha il coraggio di dire pane è pane e vino è vino, perché c'è sempre questa paura di farsi del male, non di portare avanti una cittadinanza attiva anche da persone competenti, o sbaglio? No, non sbaglia affatto. Noi abbiamo una politica che è pusillanime, nel senso che c'è una volontà negli anni e con tutti i governi di portare fuori dal discorso pubblico la sanità. Questo è evidente in tutte le regioni d'Italia. E il Covid io pensavo avesse fatto capire. Io stimolo l'avvocato a parlare con il suo gruppo parlamentare, perché la mia lettera, in cui è stata riferita e scritta al Presidente Zaia, all'assessore Lanzarin, alla Presidente della Quinta Commissione Sanità Brescacin, però l'ho rivolta anche ai consiglieri regionali eletti nel Collegio di Padova, perché mi riferivo in questo contesto proprio ai medici ospedalieri di Padova che hanno lo stipendio più basso di tutti i colleghi del Veneto a parità di ruolo e di funzione. Allora stimolo l'avvocato a fare pressione sul suo gruppo, perché la mia lettera ha sortito un risultato, perché c'è stata una consigliera, la Elisa Venturin, che ha scritto a Zaia, l'assessore, chiedendo di convocarmi nella quinta commissione sanità, in maniera tale da portare tutto il mio contributo, perché poi io ho anche scritto una tabella e ho dato le prove di quello che dico, non lo dico in generis, ma ho portato proprio delle cifre concrete, da 30 anni almeno a questa parte, perché il mio intento qual è? È quello di fare chiarezza, di fare trasparenza. Perché i medici di Padova devono guadagnare di meno dei loro colleghi, dato che questa è la distribuzione dei fondi regionale, non è nazionale, perché a livello nazionale prendiamo tutti quanti lo stesso stipendio, poi la differenza la fanno i fondi regionali aggiuntivi accessori. Allora perché non si forma una commissione ad hoc per andare in trasparenza a vedere il perché si è creata questa situazione? Perché, vede, negli anni 50 negli Stati Uniti era consuetudine che i neri occupavano negli autobus gli ultimi posti, oppure che non potevano entrare nell'università, non potevano studiare, oppure non potevano neanche entrare nei bar, no? Perché erano neri. E questo come si spiegava? Si spiegava dicendo: ma si è fatto sempre così. Questa era la spiegazione. Come si spiega questa situazione quando lo chiede ai consiglieri regionali, compresi quelli dell'avvocato, ma tutti, dicevano: ma si è fatto sempre così. E allora perché si è fatto sempre così bisogna continuare a fare così?
Allora, io credo che bisogna stimolare, vede, se i consiglieri regionali avessero una differenza stipendiale, se per esempio i padovani o i trevigiani o altri prendessero uno stipendio minore dei loro colleghi a parità di funzioni, io credo che insomma tutti quanti direbbero non è una cosa giusta, farebbero una legge per riparare questa situazione. Perché non si fa la stessa cosa per la sanità e per i medici? Ecco, io stimolo il gruppo consigliare di appartenenza dell'avvocato di fare, come ha fatto anche la consigliere Elisa Venturini, di scrivere, di convocarmi in audizione alla quinta commissione e di proporre una commissione ad hoc per vedere, per verificare il perché, per andare all'origine di questa malefatta. Sentiamo come commenta l'avvocato Tocchetto, poi salutiamo questi ospiti, veramente grazie, perché veramente impariamo sempre qualcosa di nuovo, ma perché non lo conosciamo e nessuno ce lo dice. Prego, avvocato. Ma assolutamente parlerò con i nostri consiglieri, con l'Anna Maria Bigon, ma anche con la Vanessa Camani. Adesso non abbiamo il capogruppo perché è diventato sindaco della città di Vicenza Possamai, ma sarò veramente molto attenta a parlare con loro, anche con Andrea Zanoni che è il consigliere regionale del nostro territorio, perché credo che su questa battaglia li vedremo in prima fila. Anzi, noi abbiamo anche raccolto, grazie proprio all'intervento di Andrea Zanoni, una raccolta di firme per eliminare le liste d'attesa. L'abbiamo fatto anche in campagna elettorale e contestualmente raccoglievamo appunto questa proposta per trovare una soluzione sulle liste d'attesa. Quindi mi farò veramente promotrice, perché ripeto, io sono preoccupatissima e vedo avanzare a falcate proprio la sanità privata, e questo veramente mi fa molta paura. Allora andiamo a vedere anche questo servizio prima di salutarvi, perché è molto importante, è una raccolta firme per il salario minimo. Andiamo a vedere. Andiamo a Treviso. Abbiamo scelto apposta questa data, è una data molto importante, la data fondativa della nostra Repubblica, e abbiamo ritenuto di lanciare oggi i banchetti per questa raccolta firme, per dare una rilevanza anche nazionale a questa cosa. Una data scelta non certo a caso da Unione Popolare, quella della Festa della Repubblica, per avviare in tutta Italia la raccolta firme per il salario minimo. La firma dei cittadini su una proposta di legge iniziativa popolare sul salario minimo di 10 euro lordi l'ora. 10 euro che vogliono essere per Unione Popolare solo un punto di partenza e non certo d'arrivo. Sono comunque una base minima da cui partire per garantire, per evitare l'esistenza dei working poor, dei lavoratori poveri. Abbiamo gente che lavora per 3 o 4 euro all'ora, non è assolutamente accettabile. Abbiamo firmato volontariamente per il salario minimo perché è un'ingiustizia che di questi tempi, con tutte le spese che ci sono, i giovani e anche spesso e volentieri le persone adulte guadagnino 3 euro, 3,50 euro all'ora. È giusto che quantomeno ci sia un salario minimo, anche 10 euro, anche di più, e che la finiscano a fare contratti precari. Un costo della vita che aumenta, ma di pari passo non crescono i salari, e così molti lavoratori, spiegano dal movimento, si trovano in difficoltà a pagare le spese mediche o le utenze domestiche. Non è possibile che un lavoratore debba vivere nell'angoscia di rompere gli occhiali, ma anche le bollette, anche le rate del mutuo, anche l'affitto stesso. Abbiamo un aumento spaventoso di morosità incolpevoli, ma la gente non ce la fa. Se devi lavorare a 3 o 4 euro all'ora non puoi farcela, far fronte a tutto. Non parliamo poi di farsi una famiglia, si parla tanto di denatalità, ma questi figli hanno l'abitudine di mangiare 2 volte al giorno. E sperando che non si ammalino. Come commenta avvocato Tocchetto? Commento che ha perfettamente ragione, tra l'altro ho dato anche la disponibilità per autenticare le firme, e soprattutto ricordiamo che Visco, non uno qualsiasi Visco, dice: se non fate il salario minimo siete sostanzialmente dei disgraziati. Quindi non l'ha detto un comunista che può essere additato, ma l'ha detto insomma Visco, che conosciamo bene il suo ruolo importante nell'ambito dello Stato, per cui io penso che è il minimo che possiamo fare, perché ci sono non solo i rider ma anche le multinazionali che a volte veramente sottopagano queste persone che lavorano 7 giorni su 7, sabato e domenica compresi, per magari portarci pacchi a casa a costi veramente irrisori. Quindi è il minimo
minimo che si può fare è una battaglia sacrosanta di dignità e di rispetto della Costituzione, che come ricordiamo, e io ci tengo e sono contenta che lei lo faccia anche lei Mirella, l'articolo 36 della Costituzione è chiarissimo, cioè bisogna dare una giusta retribuzione che dia dignità al lavoratore. Ecco, rispettiamo la Costituzione che finché ce l'abbiamo e speriamo per sempre dà veramente delle indicazioni, dei baluardi importanti per la nostra vita e democrazia. Ma non è che forse questi politicanti, come li chiamo io quasi tutti, abbiano capito che siccome gli italiani non hanno nel DNA la rivoluzione, tanto brontano un poco, poi se la incartano e se la mangiano, basta vedere cosa succede in Francia, in Spagna, in altre realtà quando c'è uno sciopero importante. Noi invece non lo facciamo più neanche quello. Ecco, sanno che veramente, scendono anche a Roma, come si diceva, tanto noi facciamo entrare una piccola delegazione, poi escono e non se ne parla più. Capisce che c'è qualcosa che non torna nei nostri conti, questo aumento di 10-20 euro, pensioni, stipendi, che ci prendono in giro in continuazione. Ma vi rendete conto? 20 euro di aumento, sembra che ci diano la luna, ma non si vergognano, ma non sentono veramente le famiglie come sono presi, gli anziani, i giovani, la sanità, la scuola, questi se ne fregano. Adesso c'è un nuovo governo, c'è una premier, vedremo cosa succederà, ma la gente ha bisogno di risposte immediate, non ce la fanno più. Guardate che parla una che ne sa qualcosa, ripeto, io vivo sulla mia pelle quello che è il mercoledì e veramente queste persone che non ce la fanno più neppure con 2 stipendi. Ma vi rendete conto? Non sentono, non ci sentono, però qualcuno deve sentire. Come ci saluta, professor Avruscio? Guardi, con un abbraccio forte, Mirella, questo ultimo servizio, poi dopo cosa dire, questione di dignità, come diceva anche l'avvocato, di rispetto, ma noi viviamo nel paese, vede, dove insomma le politiche familiari, che allargo il campo, noi siamo, lei dice che non ce la facciamo con 1 o 2 stipendi, molta gente non ce la fa. Ebbene, io conosco delle persone, ma conoscerà anche l'avvocato, che hanno molti figli e che si separano, ma non perché si vogliono separare, ma perché con la separazione hanno maggiori diritti fiscali per portare avanti la famiglia, i figli, l'asilo nido e quant'altro. E questa è una cosa vergognosa, perché invece di andare a fare politiche della famiglia, ebbene allora uno trova più conveniente separarsi in casa piuttosto che mantenere la famiglia. Questo per dire come si protegge la famiglia in Italia. Per quello che riguarda il lavoro, poi dopo noi viviamo una grande contraddizione, perché noi abbiamo delle politiche sociali, no? Perché per il lavoratore la legge 104, insomma tutte le prenotazioni, anche le prerogative, insomma quelle che sono le protezioni giuste e sacrosante, come anche la gravidanza, la maternità, l'assenza dal lavoro, i permessi e quant'altro. Poi cosa succede però? Andiamo a commerciare con dei paesi che non rispettano le nostre stesse prerogative. Per cui cosa succede? Che se io produco una penna e la penna che produco, perché ci sono tutte queste protezioni sacrosante e sociali, mi costa 1 euro, vado in Cina dove costa 1 centesimo, per cui mi conviene molto di più andare a commerciare con chi queste protezioni sociali non le ha. Quindi è un discorso mondiale, non è un discorso solo locale. Dobbiamo anche i nostri governi, che invece sono chinati a 90 gradi, perché come lei sa, insomma, noi siamo una colonia dell'Europa, l'Italia, noi è inutile che alziamo la voce, perché non abbiamo le materie prime, non abbiamo il gas, eccetera, e allora dobbiamo chinarci e andare a servire paesi che invece non hanno le nostre protezioni sociali, per cui noi la voce dovremmo alzarla, proprio per non commerciare con questi paesi. Ma lo facciamo? Grazie professor Giampiero Avruscio, Presidente Associazione Nazionale Primari Ospedalieri Padova. Grazie, avvocato Tocchetto, come ci saluta? Beh, saluto intanto ringraziando dell'invito, e sono sempre delle trasmissioni molto importanti. Andate a firmare per il salario minimo e soprattutto speriamo che ci sia una corale situazione nella quale cominciamo tutti a lavorare contro i femminicidi, perché questa
ultimi giorni sono stati talmente terribili che l'indignazione non basta più, adesso ci vogliono delle leggi ancora più severe e soprattutto un'indignazione collettiva che porti molti uomini ad essere, come dire, presi in carico anche dalla struttura sanitaria e rivedere un po' il fatto che siano così violenti nei confronti delle donne. Grazie, grazie all'avvocato Antonella Tocchetto, riconfermata consigliere comunale a Treviso, tante preferenze, complimenti, pubblicità. Di Francesco Dall'Ongaro, Ianei e i dei. A senza se passata, povera desgraziata, ma non ho visto ancora lo sposo che m'adora. Gavevo qua l'anello perché sposasse il mare. G'ho perso fino a quello, ma i dei non li vuoi dar. Ho visto il buncintoro brusà partorghe l'oro, g'ho visto i miei cavai in Francia trasportai, ma in cuor me se resta l'amor de libertà. E se sendai a lei, me resta ancora i dei. G'ho visto i miei paesi vendui per 4 strasse, e se per il ringhetto di Sian e Tintoretto. Me gospo già la man per un tocco de pan, ma se sendai a lei, me resta ancora i dei. Lavorerò de sera, me voglio far per l'era, ma voglio alzar la testa e guai per chi me pesta. Se non so più sovrana, son sempre veneziana, e se sendai a lei, me resta ancora i dei. Zoge, coralli e smalto, sta ben a chise in alto. A nu che semo i fioi de tanti e tanti eroi, me basta la memoria dei secoli de gloria. E se sendai a lei, me resta ancora i dei. I dei per lavorar, i dei da rosegar, i dei da fare il pugno e rompergli sul grugno de tutti i menemissi, de tutti i falsi amissi. Ma vaga puri a nei, purché me resta i dei. E finalmente l'abbiamo ospite in presenza, Giustina Ranieri, vicepresidente 16° Reggimento Treviso 1797, attrice come avete visto. Allora Giustina, grazie, finalmente sei arrivata, cosa ci racconti? Grazie a te Mirella, è un onore essere qui nel salotto più conteso della televisione. E vi racconto, è un periodo abbastanza buono, stiamo andando avanti, facciamo le nostre cose, cerchiamo di portare la cultura come sempre nelle piazze, attraverso la gente, e cerchiamo di parlare della nostra terra, delle nostre radici e della nostra storia. Ma la passione, quanta passione per raccontare le nostre radici. Forse che i ragazzi non sanno, non conoscono, entrare nelle scuole, raccontare da dove inizia questa Serenissima. Prego Giustina. Hai ragione, hai toccato un tasto molto importante. Diciamo che quando noi arriviamo nelle piazze, soprattutto quando arriviamo con l'esercito, con i militari, facciamo sorgere sempre all'inizio un po' di curiosità, un po' di perplessità, la gente rimane un po' attonita, però poi quando iniziamo a raccontare cosa eravamo, cosa siamo stati, senza nostalgia, perché ovviamente è una consapevolezza, non dobbiamo giocare nella nostalgia, dobbiamo giocare nella consapevolezza, quindi sapere, conoscere il passato per capire il futuro.
di cosa andiamo avanti. Quindi noi dobbiamo innamorarci della nostra terra, perché abbiamo tantissime cose belle qui in Veneto, innamorarci della nostra lingua, cercare di parlare l'italiano, sempre l'italiano, però magari conoscere anche qualcosa di Veneto, parlare un po' di Veneto che ci unisce, la lingua unisce, e sentirci parte di una comunità molto importante. Allora salutiamo anche Francesco Introvigne, Presidente Associazione Nazionale Alpini, sezione di Vittorio Veneto. Buongiorno Presidente, grazie anche a lei di essere qui. Buongiorno a tutti voi, buona giornata. Buongiorno. Allora Presidente, ieri 2 giugno abbiamo visto queste solenni manifestazioni molto importanti, però mi scusi, io non vedo la folla, le folle che dovrebbero partecipare, però le vediamo con voi quando marciate, quando fate queste adunate, forse siete gli unici che riescono veramente a far sì che la gente esca, venga a vedervi. Sono famiglie, sono anziani. Ecco, come mai non c'è questa partecipazione a un 2 giugno alla festa della Repubblica secondo lei? Basta vedere le immagini, sia dei chi lavori e basta. Prego Presidente. Ma il problema non è di facile soluzione, ne stiamo dibattendo da tanto tempo, indubbiamente ci vuole anche una formazione di base, una cultura, bisogna anche trasmettere a tutti i livelli, a cominciare dalla famiglia, dalla scuola, dalla società, il senso dell'appartenenza, il senso di valore di patria, il senso anche di essere sotto un'unica bandiera, di essere una realtà coesa che fa fronte a tutti i bisogni, a tutti i livelli della società moderna, condividere, partecipare ed anche essere attivi e lavorare, adoperarsi. Ecco, forse manca questa cultura alle nuove generazioni. Allora andiamo a vedere proprio il servizio celebrazioni 2 giugno, dopo lo commentiamo con i nostri ospiti. Bandiera e l'inno di Mameli in piazza Vittoria si aprono le celebrazioni del 2 giugno. Di fronte allo schieramento di autorità civili, militari e religiose, la città di Treviso festeggia il 77° anniversario dalla fondazione della Repubblica Italiana. Un primo momento solenne, la deposizione di 2 corone in memoria di tutti i caduti. Con la banda in testa si sposta poi in Piazza dei Signori per un altro momento ricco d'emozione. Come emozionante è stato vedere questo signore classe 1930, artigliere, percorrere a piedi tutto il tragitto per poi rendere onore alle forze armate durante la parata. Nel cuore della città, tra gli applausi dei cittadini, sfila l'unità di formazione interforze di rappresentanza. Esercito, Aeronautica, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Vigili del Fuoco, Polizia Locale, Polizia Penitenziaria e Croce Rossa di fronte alle autorità e al prefetto Angelo Sidoti che passa in rassegna lo schieramento. Quest'anno si sono volute portare anche nel cuore della città le celebrazioni del 2 giugno. Si è voluto più intenso e raccolto e per questo da tenersi nel cuore della città, in questa Piazza dei Signori, ricca di storia e di memoria, luogo simbolo di questa bellissima città. La vicinanza alle popolazioni alluvionate di Marche ed Emilia-Romagna, ma anche i valori di libertà messi in pericolo dalla guerra in Ucraina, sono i punti cruciali toccati dalle autorità nei loro discorsi ufficiali. Ho voluto portare nel presente i valori della Repubblica che deve guardare all'oggi e al futuro, le parole del primo cittadino Mario Conte. Tenendo conto di quelle che sono le sensibilità e le esigenze delle giovani generazioni che oggi ci indicano la direzione di un paese sostenibile, meno inquinato, più verde e che guarda davvero al futuro con sostenibilità, ma la sostenibilità economica, ambientale e anche sociale. Alla fine tutti con gli occhi all'insù per un altro momento emozionante, con i Vigili del Fuoco che hanno dispiegato, accompagnati dalle note dell'inno, un lungo tricolore da Palazzo dei 300.
Presidente Introvini, lei ha detto non è facile, è molto complicato cercare di capire il perché non si vedono tutte queste persone che dovremmo vedere, ma soprattutto i giovani. Io penso che sarebbe un obbligo per le scuole, dico di non portare tutte le classi, ma una rappresentanza per scuola dovrebbe essere doveroso, visto che parliamo della festa della Repubblica. Perché non si fa questo secondo lei? Ma è festa, non si può. Ma che discorsi sono? Ma tutti lavorano, anche ci sono delle persone che lavorano anche quando è festa. Non capisco perché questi ragazzi non devono e non possono essere obbligati, una rappresentanza, parlo, a partecipare a questa importante manifestazione che è la festa della Repubblica. Prego, Presidente. Ma io credo che è quasi una provocazione, che 77 anni di democrazia che abbiamo sin qui vissuto siano stati abbiano un po' logorato, come dire, la mente umana di tutto ciò che è stata la storia del passato e dimenticato anche un po' passato nell'oblio, cioè capire che solo attraverso anche la condivisione e la copartecipazione siamo in grado di migliorare il nostro modo di essere, di vivere e proporci anche nei tempi nuovi, perché come vediamo le calamità, per fortuna non quelle della guerra da noi, anche se è qua vicina, ma le calamità naturali ci pongono quasi quotidianamente nella necessità del bisogno, della sussistenza, della condivisione, dell'essere patria, Stato, nazione, nel rispetto anche delle autonomie locali, come da più parte viene evocato, soprattutto nella nostra regione del Veneto. Credo che la cultura di base venga meno anche attraverso le istituzioni nel dovere formativo, e in primis indubbiamente c'è la scuola. Adesso non credo che sia un problema di contratto di lavoro straordinario o meno, ci deve essere il senso della coscienza e della corresponsabilità. Questo credo sia alla base di questo modo di essere lontani soprattutto dalle istituzioni e di aver solo la voglia di reclamare diritti senza guardare ai doveri. I doveri sono anche quelli morali. Soprattutto, allora andiamo a vedere questa partenza da Vicenza Campiglia, partenza Alpini, andiamo a sentire, poi lo commentiamo. 40 comuni dell'Emilia-Romagna in ginocchio a coprirli la distesa di acqua, melma, un evento epocale, l'alluvione che ha colpito una porzione vastissima di territorio, che fa i conti con un bilancio drammatico tra vittime e migliaia di evacuati. È qui che le squadre alpine della Protezione Civile da Vicenza, Valdagno, Verona saranno impiegate. A loro spetterà il compito di rimuovere il fango e i detriti. Mi hanno detto che c'è tanto da spagliare, quindi questo penso che sia il nostro compito più o meno. Andiamo giù, imprevisto, però ci sarà molto lavoro da fare, sarà molta gente da aiutare, da portare, da dare conforto. C'è chi tra loro è appena tornato da Imola, impegnato nella prima tranche dei soccorsi. Abbiamo trovato un disastro, adesso non sappiamo cosa troviamo perché la situazione è più critica di Imola. Qui siamo ai magazzini della colonna mobile nazionale ANA Protezione Civile di Campiglia dei Berici, in cui dalla sala operativa vengono coordinati i mezzi di soccorso da inviare, si gestisce il reperimento dei volontari. Destinazione Forlì, dove da ieri sono già sul posto in 25. Oggi dal magazzino della colonna mobile nazionale partiranno appunto una quarantina di volontari con mezzi d'opera, quindi scenderemo con Bobcat e con escavatori, perché il tipo di intervento che ci è stato affidato a Forlì richiede la rimozione appunto di detriti, e quindi queste sono le attrezzature che da oggi andremo a portare appunto sul posto. Siamo stati destinati appunto a una centrale elettrica a Forlì per poter poi far sì che venga ripristinata. Porteranno le macchine in movimento terra, Bobcat, escavatori, e poi sarà la volta delle pompe per lo svuotamento dell'acqua dai locali, mentre in Emilia resta l'allerta rossa per le piene dei fiumi e le frane. Successivamente a questo cominceremo a far affluire delle motopompe, da motopompe medie, per appunto poi cominciare a rimuovere a far rimuovere l'acqua, e poi pian pianino cominceremo probabilmente con motopompe più piccole e in caso poi sia necessario anche con dei moduli per fare la pulizia sia di strade che di edifici.
Allora chiederei anche alla regia di mandare questa foto bellissima di uno dei più grandi vignettisti internazionali, che è Milo Manara. Guardate, ecco, questa foto di questa ragazza, una ragazza con la pala, per far capire che i giovani sono andati là. Allora prima si parlava, non ci sono gli studenti, i ragazzi delle scuole, però questi ragazzi, quando c'è un bisogno, partono. Sono stati i primi ad arrivare assieme agli alpini, alla protezione civile, primi sempre a partire, però c'erano là, c'erano, e questa è la dimostrazione dell'attenzione che dobbiamo avere verso questi ragazzi. Cosa vuoi dire, Giustina? Sì, che si fa presto sempre a parlare male dei giovani, ma io invece sono proprio quasi sempre a favore dei giovani, perché siamo stati giovani tutti quanti. Abbiamo avuto tutti quanti il momento di sbandamento, però quando c'è da fare, io sono convinta che il futuro deve essere dei giovani, quindi i giovani devono essere sostenuti, devono essere, secondo me ci sono, quando sono ben istruiti, quando hanno avuto delle basi sane, poi il giovane c'è. Quindi è facile, a volte i giovani non hanno voglia di fare, non è vero niente, perché io mi ritrovo a volte con dei giovani che veramente hanno voglia di futuro e del loro futuro in grande. Quindi io non sono abbastanza dalla parte dei giovani. Soprattutto i giovani, ma soprattutto questo mondo del volontariato, non a caso quasi sempre è femminile, molti numeri, ma soprattutto ma il Veneto è il numero uno nel volontariato, diciamolo pure. E non a caso questa foto riconosciuta con questa ragazza che spalla. Abbiamo la nostra Giusy. Ciao Giusy, hai visto che ti ho portato finalmente? Ho chiamato subito. Intanto gli faccio i complimenti all'attrice Giustina che ci ha regalato la poesia dell'Aneo, perché ogni volta che viene qua gliela chiedo. Poi Mirella, vedere ieri le istituzioni riuniti tutti per la ricorrenza del 70° anniversario della Repubblica, ma cosa abbiamo risolto in tutti questi anni? Solo guerre e povertà, Mirella, stiamo andando così. E Mirella, poi sarei stanca, che l'abbiamo detto ancora, che ogni volta che c'è un omicidio, vedere questa panchina rossa, guarda, quando la vedo mi viene il volta stomaco, perché mettono sempre in campo queste cose che non c'entrano niente, perché gli uomini, cosa vuoi che gli interessi la panchina e le scarpe rosse? Non si può andare avanti così, non si può assolutamente. Bisognerebbe insegnare un po' di rispetto, di educazione a questi uomini. Ma cosa le fanno queste donne qua? Cosa le stanno facendo? Perché loro sono stati abituati magari a casa loro, che la mamma le faceva tutto e adesso magari che devono dare una mano perché magari lavorano tutti e due, ci sono i litigi, non c'è niente da fare. E quelli che si tengono un po' e quelli che esplodono e fanno quello che non dovrebbero fare, insomma. Vi saluto. Grazie Ciao Giusy. Giusy, grazie. Allora soprattutto chiedo al Presidente Introvigne ecco cosa ne pensa. La Giusy ha parlato di rispetto, il rispetto che voi veramente cercare di mettere al primo posto, ma soprattutto anche voi siete stati bersaglio non a caso di alcune donne che avevano detto l'incontrario di tutto quello che poi si è dimostrato, perché le denunce non sono arrivate, ma soprattutto i primi a partire, come abbiamo visto in questo servizio, quando c'è una calamità. Prego Presidente Introvigne. Sì, è così, infatti ricordo benissimo che dopo 4 giorni di pioggia in quel di Udine, nella grande adunata, la 94esima della nostra associazione, c'è chi è partito subito, è andato a casa a cambiarsi, a prendere altri vestiti per portarsi subito nelle zone alluvionate dell'Emilia Romagna, giusto per dire qual è il senso di responsabilità e di condivisione. Poi condivido perfettamente anche quanto ha detto la signora Ranieri, nel senso che
I giovani hanno assolutamente voglia di fare del bene. L'importante è che siano guidati, che abbiano dei punti di riferimento, perché soprattutto nell'adolescenza, poi verso la prima maturità, c'è una grande voglia, una grande sete di mettersi operosi, di mettersi in luce anche in senso costruttivo, di scoprire il mondo e di essere anche utili, ecco, per ciò che la stessa società richiede. Tornando anche a quanto diceva la signora Giusy, non possiamo dire che è stato solo un periodo di guerra e di povertà. Noi in questi 77 anni abbiamo visto l'Italia salire fra le prime economie del mondo, abbiamo visto uno sviluppo che è stato enorme, che ci ha portato a un benessere non dico eccessivo, ma che ovviamente ci siamo accorti di non poter mantenere a così alti livelli, ma grazie al contributo e al sacrificio di tutti. Le istituzioni hanno il compito di governare, di coordinare, di disciplinare e di trattare anche le regole e indicare anche il solco, il binario su cui muoverci in forma utile, concreta e soprattutto anche coordinata. Ecco, il coordinamento è fondamentale, è necessario. Quindi insieme a tutto questo ci saranno le regole del buon vivere, il rispetto reciproco e anche il fatto di dover affrontare anche idee e pensieri diversi. L'abbiamo sopportato, come ben ricordava lei, l'anno scorso, laddove alla denigrazione e anche, come dire, alle accuse infondate, insomma, è seguito un percorso nostro interno formativo, educativo, culturale, che ci ha permesso di arrivare a Udine, ecco, preparati anche a possibili eventuali eventi negativi. Tant'è vero che l'unico episodio segnalato concreto a Udine di quest'anno è stato l'arresto nottetempo di 3 donne, 2 addirittura di Cremona, una locale, che affiggevano sulle colonne i manifesti contro il generale Figliolo, commissario in questo caso per la pandemia. Giusto per dire che poi si attaccano anche le persone di buona volontà, le persone che portano a, come dire, a risolvere i problemi del nostro mondo. Lei ha detto tante parole, però quello che io aggiungerei è che anche le istituzioni devono dare l'ascolto, fare l'ascolto alle persone competenti, a quelle associazioni come la vostra che sanno centrare l'obiettivo, ad esempio questi campi di scuola, campi di lavoro che fate con i ragazzi. Avete anche detto e anche scritto che veramente avete dei numeri importanti, questi ragazzi vogliono tornare, sono aumentati i numeri, però non è che sia così semplice, però c'è questa voglia di ritornare di questi ragazzi, vuol dire che si sono trovati bene o sbaglio, Presidente Introvigne? Direi benissimo, tant'è vero che i nostri capiscuola sono sempre overbooking in quanto riguarda anche le richieste di partecipazione. La nostra associazione quest'anno ne organizza ben 14 sull'Italia intera, che va dalla Sicilia a Val d'Aosta al Friuli Venezia Giulia, ed è proprio, ci rendiamo conto che c'è fame, c'è sete di partecipazione, di apprendere anche quello che è il nostro modo di vivere, il nostro modo di affrontare le situazioni. Quindi i giovani ci sono aperti, basta dare loro esperienza. Da anni noi stiamo portando avanti anche l'idea di un servizio civile obbligatorio, sicuramente non è una forma di fare un servizio militare diverso, non c'è l'obbligo certamente di addestramento alle armi, ma c'è invece la voglia di proporre uno stile di vita, una condivisione dei problemi, e torno a dire della nostra società che sono sempre tanti, la voglia anche del fare, soprattutto del mettersi a servizio. Il volontariato è fondamentale, non c'è nessun'altra istituzione che possa sopperire alle risorse che il volontariato mette in campo e noi da sempre lo portiamo avanti. Abbiamo una protezione civile associativa inserita nel contesto nazionale tra le più attive, tra le più numerose, tanto è vero che sono sempre pronti a partire. Quindi dobbiamo far leva anche su questo. Il servizio civile, ovviamente adeguato ai tempi moderni, è chiaro, no? Che non può essere nemmeno di 15 giorni, voglio dire, per dare concretamente forma ed educazione, ecco, a questo stile di vita. Deve essere qualcosa di più, richiede certamente grandi sacrifici, ma le istituzioni, chi ci governa eccetera devono capire che quella è la strada che dobbiamo perseguire, sono gli obiettivi che dobbiamo raggiungere.
Infatti questi giovani, quelli che capiscono l'importanza invece di essere rispettati, di avere un stipendio dignitoso, di avere rispetto per lo studio che hanno fatto, se ne vanno in America. E così ha fatto anche la nostra Giustina Ranieri. Ranieri va in America. Andiamo a vedere. Nel 1896, tratto dalla raccolta I Pitocchi, Berto Barbarani, poeta veronese, scrive lo struggente capolavoro de I va in America, che descrive tutto il dramma della grande emigrazione veneta verso l'America della fine dell'Ottocento, quando, a causa delle onerose tasse imposte dal nuovo Stato, le nostre genti si ritrovarono in miseria e disperazione. E l'unica soluzione possibile sembrava solo la partenza. Costretti alla scelta, lasciare tutto e partire verso l'ignoto o rimanere con il rischio di morire di fame. La prima sembrava proprio l'unica ed ultima speranza. I va in America. Fulminai da un fraco de tempesta. L'erba del pra parla metà passia, brusà vigna da mai a tia, che non ha 6 anni mai de pestà. Ipoteca tutto quel che resta, col formento che va alla carestia. Ogni paese ha la sua agonia, e famiglie un pegroso a testa. Crepà vacca che da sé al formaio, morta donna a partorire a fioia. Protestai cambiare da notaio. A festa, sarai dentro un'osteria, con gran pugno battusso la toia. Porca Italia e bestema, andremo via. E i seconda tra tutti, in quanti sio? No, appena indiese che può far strapasso. E resto donne coi puttini in braccio. E resto vecchi coi putei a drio. Ma a star qua non se magna, par Dio, bisognerà pur farlo, sto gran passo. Se l'inverno capita col giasso, pori noi altri. E che ne fa un desio. Dentro l'ottobre, garghi de fagotti, dopo aver dito mal di tutti i siori, dopo aver fusiato 3-4 gotti, mi se da 2 strucconi tra de ori, e tontonando e ciapa sua strada e va in America. Tanto ringrazio Giustina Ranieri per questo meraviglioso video, che però fa capire che forse c'è qualcosa che sta ritornando, che è la povertà, che è l'indifferenza, che è la strumentalizzazione, l'umiliazione delle persone. Le persone che lavorano vanno a casa con stipendi da fame, nel vero senso della parola. Io dicevo a Giustina che al Banco Solidale mai e poi mai avrei immaginato di vedere delle persone, dei genitori per bene che non ce la fanno neppure con 2 stipendi, con 2 o 3 figli, non ce la fanno, non riescono a farcela. Eppure c'è un silenzio totale di quella politica che dovrebbe dare risposte, questo ministro della famiglia, bla 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 bla. Queste persone hanno bisogno di risposte immediate. Ecco, i giovani se ne vanno all'estero perché? Perché non trovano un rispetto allo studio che hanno fatto, al lavoro che danno, ma come qui 1.500, in altri paesi 4-5.000. Ecco, questa immigrazione che abbiamo visto nelle foto, questa dignità, ma avete visto i volti di queste persone? Erano tutti volti tristi, non c'era un sorriso nei loro volti, rarissime volte. Prego Giustina, e ti ringrazio di questo. Purtroppo noi non ce lo ricordiamo più, però sono passati ben pochi anni
alla fine del 1800 e poi anche gli inizi del 1900, dopo la fine della seconda guerra mondiale. Abbiamo avuto tanti periodi di emigrazione, tante volte la gente delle nostre terre è partita verso nuovi lidi, diciamo così, verso la fortuna. E non vorremmo mai che ritornasse un periodo del genere. Diciamo che adesso tocca più la gioventù. Sono i giovani quelli che se ne vanno adesso. Una volta andavano via le famiglie, adesso vanno via i giovani. Come dicevi tu, purtroppo per cercare quello che magari qua non riescono, per avere il posto per cui hanno studiato, per avere un'idea di miglioramento, che poi non sempre è vera, perché non sempre dove vanno poi trovano il posto di lavoro che cercavano, perché poi finiscono a fare anche lavori umili. Non è detto che tante volte si emigra per andare in meglio. È appunto per questo che noi dovremmo avere delle istituzioni che pensano alla famiglia, che pensano ad aiutare chi ha dei figli, altrimenti arriviamo alla nascita zero, diciamocelo qua. Cioè, noi dobbiamo essere aiutati nei giovani. Ritorniamo sempre alla solita storia, ritorniamo sempre che la famiglia è il fulcro, ritorniamo sempre che è importante aiutare i giovani perché non finiscano in brutte compagnie, non se ne vadano, perché noi dobbiamo pensare ai giovani, perché sono i giovani, signori, il futuro. Una nazione che non pensa ai giovani, che non pensa al futuro, è finita. Noi non dobbiamo pensare adesso, dobbiamo ragionare al futuro, a come sarà, a come dobbiamo pensare a loro, perché senza pensare a come sarà un domani siamo finiti. Quindi dobbiamo investire nella famiglia, dobbiamo investire nei giovani, dobbiamo aiutarli. La scuola. Certo, sicuramente, perché anche se vogliamo una famiglia sana, evitiamo anche che succedano delle cose, come ha detto Giusy prima. Quindi è sempre la base, ricordatevi signori, è sempre la base, è la famiglia. Presidente Introvigne, però a parte che non finirò mai di ringraziarvi perché questa colletta elementare che voi fate tutti gli anni, forse coinvolgendo un po' le scuole, anche qua non sarebbe male, Presidente, per far capire l'importanza del raccogliere e del donare, e perciò grazie veramente. Voi poi avete fatto anche una raccolta per il Banco Solidale che veramente non so come ringraziarmi, come tutte le forze dell'ordine che mi hanno aiutato, devo dire tutte in particolare, non escludo nessuna. Ma quello che veramente traspare è quel volto di quell'anziano che avete visto, diversamente giovane come lo chiamo io, triste, appoggiato, con il capo chino. Ecco, io questa figura la vedo tutti i mercoledì, ne vedo tante, Presidente Introvigne, che non hanno neppure la forza di chiedere. Ecco, i volontari chiediamo cosa vuoi, ecco, fanno addirittura fatica a rispondere, ecco, sono talmente demoralizzati, sono senza denti, non hanno le cure per curarsi, i soldi per curarsi, tanto è vero che anche Sveglia Veneti ne è una dimostrazione di una persona che aveva bisogno di una medicina che non trovava, gliel'abbiamo comprata noi e gliel'abbiamo mandata noi, perciò non è che dica delle cose che non esistono, ma soprattutto il rispetto che non c'è da parte delle istituzioni, queste istituzioni che tagliano il nastro dappertutto ma non si vedono mai nei banchi solidali, pochissimo, se non sono banchi altolocati, ecco, che sulle parrocchie, su queste persone che è il mondo del volontariato che non viene premiato. Io sono Cavaliere della Repubblica non per pedate nel sedere ma per meriti, questo lo devo dire perché è anche vero, non è che me l'hanno regalato così a caso, non lo volevo neanche, tanto è vero che l'ho dedicato a tutti i volontari, ma si premia poco il mondo del volontariato, ecco, si premia poco, a mio avviso. Presidente Introvigne, lei deve farsi promotore perché sono tanti i volontari che dovrebbero essere premiati, diventare Cavalieri della Repubblica per tutto il lavoro che hanno fatto in silenzio, dando del loro tempo prezioso, addirittura scordandosi della famiglia, dare agli altri pur di aiutare. Ecco, si dovrebbe fare qualche passo in più, oppure continuiamo a premiare i soliti noti che non sai neanche cosa hanno fatto, tutti che ha fatto volontariato, non li ho mai visti. Prego, Presidente. Beh, c'è una premessa da fare che
Noi facciamo volontariato perché nella nostra indole, nel nostro modo di essere associazione, lo prevede l'articolo 2 dello statuto, quindi dà l'imprimato subito quando decidiamo liberamente di entrarvi a far parte, per cui non ci aspettiamo nulla, un grazie a volte vale più di qualsiasi tipo di ricompensa, no? Ed è molto significativo questo. Certo, io vorrei fare anche un distinguo, ovvero dire, indubbiamente ci sono tante cose da fare e da migliorare, le risorse vanno gestite, credo, in modo magari più opportuno, più equo, perché non è che manchino le risorse, ne abbiamo tante a disposizione e il progresso che abbiamo fatto ci ha portato, come dire, a dimostrarci che abbiamo, ecco, la possibilità di farsi vivere più degnamente secondo anche le capacità e quanto siamo riusciti a produrre nel tempo in questi anni. Un dato è certo che gli stipendi in Italia e le pensioni sono fra i più bassi d'Europa e anche questo non dà una risposta, come dire, plausibile, perché le casse dello Stato è vero che sono misurate in funzione delle entrate, ma le entrate sono comunque tante. Se negli Stati d'Europa, nelle altre nazioni, negli altri governi le cose vanno meglio, indubbiamente potremmo imparare qualcosa e migliorare anche la nostra situazione. Per quanto riguarda poi i giovani, c'è anche qua secondo me un distinguo da fare, perché noi parliamo della fuga dei cervelli dall'Italia soprattutto, cioè delle menti eccelse, di coloro che hanno una cultura, una preparazione, una formazione anche di alto livello e qua non trovano concreto sviluppo e non trovano posti di lavoro adeguati anche alle loro aspirazioni. Di contro verifichiamo anche, io di episodi ne ho conosciuti tanti, datori di lavoro, artigiani e quant'altro che non trovano manovalanza per le proprie necessità. Soprattutto parliamo di operai specializzati e noi siamo in grado di produrre per quelle risorse numeriche di cui disponiamo. Certamente la natalità è un dato assolutamente estremamente negativo. Noi stiamo diventando un paese di soli pensionati e non di risorse giovani lavorative che poi fanno accantonare anche i contributi e ci fanno pensare a un futuro migliore. Sono problemi seri che vanno affrontati subito, anzi direi che è quasi tardi. Dobbiamo dare delle risposte a tutto questo. Sentiamo Giustina Ranieri come commenta. No, sono d'accordissimo sul discorso che tanti datori di lavoro qua cercano personale specializzato, però questo è anche un problema della scuola. Perché? Perché la scuola non dovrebbe indirizzare a volte delle persone che non sono adatte magari a fare dei lavori più, non so, andare all'università, ma fare dei lavori di specializzazione che poi vengono richiesti nel nostro territorio dove ci sono delle ditte che hanno bisogno di personale. Però poi diciamocelo bene, perché allora c'è la mancanza di camerieri, di cuochi, però li dobbiamo pagare sti giovani, non li dobbiamo sfruttare o pagarli pochissimo all'ora, perché è giusto lavorare, è giusto dare, però è giusto insomma anche ricevere. Quindi dobbiamo sempre guardare il rovescio della medaglia. Sì, abbiamo bisogno di personale, non troviamo personale specializzato, però dobbiamo pagare anche il personale. Quindi il giovane non può andare a lavorare per 5 euro all'ora o fare gli straordinari, far banca ore o cose del genere. Cioè noi dobbiamo anche tutelare, quindi è giusto. Però ovviamente sì, all'estero vanno chi è più professionale, chi ha studiato di più, chi cerca qualcosa di più eco per la loro specializzazione, è verissimo, però io conosco ragazzi che vanno anche all'estero con delle specializzazioni normali. Io ho amici di mia figlia che sono andati all'estero a fare i parrucchieri e hanno aperto un'attività in giro di 2 giorni, quando qua non ne parliamo, e hanno successo perché? Perché è made in Italy, diciamo tra virgolette, la creatività italiana, e hanno successo, hanno aperto i loro locali e hanno successo. Quindi non è vero, cioè dobbiamo tutelare, però dobbiamo anche pagare per avere i nostri giovani, aiutarli, insomma, quello che è giusto. Presidente Introvigne?
Condivido pienamente, è giusto e sacrosanto, insomma, ogni professione ha la sua dignità ed è giusto che abbia la giusta corrispondenza sopra il profilo appunto anche dell'utilità, poi perché le risorse finanziarie sono necessarie per vivere, sono necessarie appunto per migliorare le proprie condizioni, ma non dobbiamo umiliare nessuno. Ogni lavoro ha la sua dignità ed ogni lavoro deve avere il suo adeguato stipendio. Allora, io ho dei volontari a Villa Margherita, sono dei giovani ragazzi anche, che lavorano, non dico dopo perché sennò viene fuori una polemica che non finisce più, che prendono dei stipendi da fame. Lavori duri, ve lo posso assicurare, lavori di braccia, molto duri, faticosi, con il sole. E vengono a Villa Margherita ad aiutare la Mirella. Naturalmente non perdono mai con la Mirella, pensate, se anche sono volontari non mi ricordo della loro busta paga, me la ricordo sempre grazie a voi che riesco veramente a gestire in maniera diversa. E quando do questo premio, questa gratifica, si commuovono e mi stringono le mani e mi dicono grazie, ne avevo proprio bisogno. Allora forse dobbiamo capire, qua lo dico sempre, Presidente, lo dico anche a Giustina Ranieri, non sta su neanche al microfono stamattina, che forse in Italia dobbiamo iniziare a pagare chi lavora veramente, noi parassiti. Noi siamo pieni di parassiti che prendono una montagna di soldi e non fanno niente e dobbiamo pagare la gente che lavora seriamente, non prenderla in giro, dobbiamo pagare seriamente l'operaio, dobbiamo dare dignità a quegli anziani che avete visto nelle foto che ha fatto vedere Giustina Ranieri, che hanno lavorato tanto, sacrificato tanto, non hanno avuto mai niente in cambio e diamo pensioni di 500-600 euro. Ma non hanno versato i contributi. Ma cosa volete che versassero i contributi? E chi doveva versarglieli non li ha versati, questa è la verità. Ma volete vergognarvi di come è stato ridotto questo paese non per colpa nostra, ma per colpa di qualcuno che si è riempito le tasche e continua a farlo. Ma come può andare avanti un paese, come dico tutte le mattine, col 30% che produce e il 70% che mangia? Ma come possiamo resistere? Un bel momento finirà. Presidente Introvini, io la penso così e lo dico. Questi sono i dati oggettivi, inconfutabili, per cui è su questi proprio che dobbiamo riflettere e che dobbiamo, come dire, allarmarci subito, ripeto, anzi è tardi, quindi dobbiamo recuperare velocemente il tempo perduto e dobbiamo anche, come dire, riorganizzarci sotto il profilo sociale in questo senso. Quindi qua sono chiamate le istituzioni davvero ad operare un cambiamento epocale, perché la strada che abbiamo preso non è sicuramente quella che ci porta lontano. Allora andiamo a vedere questi alpini a Bruxelles, dove che c'è una montagna dei soldi là, a Bruxelles. La tua esperienza? È stata molto positiva perché quello che ho visto è stato molto piacevole. Al di fuori della visita al Parlamento europeo, la città è stata bellissima e siamo riusciti a visitarla abbastanza bene in questa giornata. Alpini del gruppo Città di Treviso, Salsa e Reginato in visita al Parlamento europeo a Bruxelles, cappello in testa, un folto gruppo di penne nere trevigiane non ha solo potuto andare alla scoperta della città, ma ha avuto accesso anche al Parlamento. Com'è stata questa esperienza? No, bella, bellissima, non credevo, non avrei mai pensato di finire a vedere un Parlamento europeo. Bello perché noi abbiamo le voci, non vediamo la realtà, quando la vedi è completamente diversa, capisci che la gente sta lì, non è che si diverte, lavora. Una conoscenza reciproca, visto che il gruppo ha visitato il Parlamento e la città contraddistinto da cappello e gagliardetto, tanto che gli alpini non sono sfuggiti in aeroporto neppure a una turista etiope alla quale evidentemente le penne nere e Treviso sono rimasti nel cuore. Mi chiamo Seble. Piacere. Noi siamo alpini d'Italia. Sezione? Treviso. Che bello Treviso. Quindi il rientro in serata, stanchi ma soddisfatti, con Bruxelles che lascia un po' di sé negli alpini e gli alpini che lasciano un po' di loro stessi nei luoghi cuore delle istituzioni europee.
Allora, chiedo proprio alla nostra Giustina Ranieri come commenta questo servizio che abbiamo visto. No, bello, abbiamo visto l'etiope che ha chiesto subito la sezione, evidentemente ne capivo qualcosa. No, beh, diciamocelo, io ho massimo rispetto per i volontari, ho visto gli alpini al lavoro e penso proprio, noi collaboriamo addirittura con la mia associazione, con i lagunari, con il gruppo dei lagunari, quindi so cosa vuol dire esercito, so cosa vuol dire volontariato e dare una mano. E sono delle persone meravigliose, poi quando si tratta di far festa e di bere naturalmente gli alpini sono famosi e noi faremo festa con la nostra Giustina Ranieri, perché in questa estate cosa ci sarà? Bene, questa estate qui a Treviso partecipiamo con la nostra associazione al concerto del 15 agosto e poi abbiamo un bel appuntamento con la mia associazione Incantarte. Concerto dell'Assunta? Sì, quello è il concerto dell'Assunta e poi con Incantarte a settembre vi aspetto tutti il 10 di settembre a Cittadella, che là abbiamo con la mia compagnia di Incantarte, musica, prosa e poesia, tutto in lingua veneta. Vi aspetto sicuramente. Senti Giustina Ranieri, prima di lasciarci, un appello che vorresti fare, ecco, non alle istituzioni ma quanto ai dirigenti scolastici, perché noi abbiamo bisogno assolutamente che questi ragazzi riescano a capire l'importanza delle manifestazioni quando si tratta della Repubblica, quando veramente c'è qualcosa che non torna, perché non ci sono, però dopo li vediamo, vuol dire che se vai a prenderli loro vengono. Ma sicuramente, come parlava prima anche il servizio civile, i 15 giorni, imparare i valori che poi servono nella vita. D'altronde un ramo si drizza quando è giovane, allora si riesce a tirarlo, no? E se non si a fianco si mette un ramo più forte, è quello che il giovane ha bisogno dell'anche. Penso che sia una metafora che può arrivare subito. Allora io penso che un compito delle istituzioni, un compito della scuola sia magari lasciare a parte a volte la storia più antica e andare un po' sulla storia più moderna e parlare un po' più anche dalla grande guerra, dalla prima guerra mondiale, andare avanti e parlare soprattutto aiutare sti ragazzi nel senso civico. Quindi cercare di inviarli anche alla nostra storia, alla nostra cultura, alla nostra terra, a tutte queste cose. E se non lo fanno, ovviamente, se non lo fa la scuola, è difficile. E poi, ovviamente, un appello anche alle famiglie di portare i ragazzi fuori, di portarli a vedere, di portarli... perché la cultura è anche nelle manifestazioni, nelle piazze, dare un senso, diciamocelo, civico proprio, è un racconto della storia, della nostra storia. Grazie a Giustina Ranieri, vicepresidente 16° Reggimento Treviso 1797, attrice. Come ci saluta Presidente Introvigne? Vi saluto condividendo il discorso del senso civico che ha fatto la signora Ranieri. Indubbiamente questa è la strada fondamentale. Tornato un attimo indietro, quando ho visto la visita fatta al Parlamento di Bruxelles, cosa che ho avuto l'onore anch'io di poter vivere in un'altra associazione di cui faccio parte, ecco, mi pare giusto anche osservare che insomma è una discrasia parlare di due sedi del Parlamento europeo a Bruxelles e a Strasburgo. Pensiamo solo, ecco, i costi e i soldi che spendiamo attraverso il trasferimento per oltre 450 km di una sede all'altra, giusto per dire quelle che sono le risorse che vanno giustamente spese meglio. Tornando a noi invece, io faccio vivo appello a tutte le istituzioni, ma a tutte le organizzazioni di indirizzare proprio i giovani ad avere esperienze forti, esperienze significative, a condividere a tutti i livelli, soprattutto ecco, partecipando al volontariato, non solo quello che proponiamo noi, ma ci sono tante associazioni che promuovono la crescita e il bene sociale. È importante anche perché si cresce con
senso di responsabilità. Io ricordo da giovane ci portavano alla festa degli alberi a primavera e cantavamo tenere pianticelle crescete rigogliose, ed è questo proprio il senso, no? Fin da giovani bisogna imparare a crescere bene, a crescere anche nel condividere la nostra storia, il nostro passato, viverla al meglio nel nostro presente e guardare con fiducia al futuro attraverso la condivisione di tutti, a partire dalla famiglia, a partire, ecco, dalle istituzioni, a partire, ecco, da ciò che noi abbiamo la possibilità di offrire e di essere di esempio. Quindi è su con questi auspici che io saluto volentieri tutti gli ascoltatori e soprattutto, ecco, torno alla chiamata dei giovani a proporsi proprio e alle istituzioni di offrire loro l'occasione di realizzarsi. Allora io vorrei far vedere, prima di lasciare i miei ospiti, questo regalo che mi è arrivato da una persona che vuole rimanere anonima, che simboleggia il lavoro. È un'opera molto bella incisa, il lavoro sull'astra di oro puro del pittore Bennati. Ecco, questo è il regalo che mi è arrivato, lo faccio vedere perché è giusto, da questa persona che capisce l'importanza del volontariato, del lavoro, perciò grazie veramente a questa persona che si è unita a questa grande famiglia che sta diventando sempre più grande e che dà risposte immediate a quella che è la realtà. La realtà ha bisogno di risposte subito, ha bisogno di cercare soprattutto di dare un lavoro che vuol dire dignità e rispetto all'uomo. È scritto anche nella nostra Costituzione, ma tra dire e il fare c'è di mezzo il mare. Grazie a questa meravigliosa donna, e adesso saluto i miei ospiti e andiamo in pubblicità. Cosa andiamo a fare? La cosa da fare sostanzialmente è quella di andare a controllare i parametri. Allora, come li andiamo a controllare? Ci sono 1000 modi, li vedremo nello specifico nel corso. Cosa basilarissima da fare sostanzialmente è: c'è sangue? Intanto presente di sangue? Allora, se il cane è in una chiazza di sangue, sì, c'è sangue. Se il cane però non è in una chiazza di sangue, però può avere una perdita di sangue non visibile, quindi no, attenzione, non interna, qua sotto non la vedo. Questo è stato investito, io non posso fare, aspetta. No, ok. Devo stare il più accorto possibile. Un trucco molto semplice, molto stupido è: noi abbiamo i guanti bianchi. Tocco il cane e mi guardo le mani. Altra cosa che noi andiamo a vedere è ovviamente se respira. Quindi andiamo a vedere se c'è il respiro superficiale, appunto, e andare a mettersi a livello del cane. Un'altra cosa che andiamo a controllare è il polso, il battito cardiaco. Dove si prende su un cane? O meglio, si può il metatarsale, è molto difficile, nel senso che io che comunque ho a che fare con cani anche per lavoro divento scemo a trovarlo. Il più facile è la femorale, che è qua. Dopodiché andiamo a sentire il battito cardiaco. Dio sa che stasera tutti andremo sul nostro cane a cercare. Sì, ma è quello che io vi sto mettendo le pulci apposta. E non lo troverete e andrete in panico. Sì. Allora, prima cosa, arriviamo con la barella. La barella va sempre messa ad altezza del paziente, in modo tale che faccia meno strada possibile. In questo caso, come faccio a metterla ad altezza paziente? La passo, la alzo, qui ci sono 3 leve, saranno le vostre peggiori nemiche, mi aiutano a far questo. Prepariamo la barella. Cosa significa? Io adesso sto facendo tantissimi errori per farvi vedere i freni, per esempio questa cosa non si fa. Passa più avanti, perché se ti sgamberi poi dobbiamo chiamare quella vera. Andiamo a slattare le cinghie. È libera. Adesso ovviamente abbiamo detto politraumatizzato, almeno sospettiamo che sia un politraumatizzato, quindi può avere 1000 fratture e 1000 problemi. La regola del politraumatizzato è quella di spostarlo il meno possibile, quindi io non prenderò il cane e non lo metto sopra la barella, ma come faccio? Ti aiuta quella barella lì. Questa è la scoop,
sostanzialmente, non so se qualcuno ha qualche idea di ambulanza, non so se il nome barella cucchiaio qualcuno l'ha mai sentita? Non sa, perfetto. Diciamo che è una barella cucchiaio un po' particolare, perché questa qua poi in radiologia è radiotrasparente e quindi possono farci raggi senza li spostiamo. La particolarità ulteriore di questa è che si apre. Allora, con questa qua sostanzialmente la dividiamo e ci posizioniamo ai due lati del cane. Funziona che ovviamente stando attenti a zampe e quant'altro, lui lo contiene il più possibile e fa una piccola rotazione. Io l'ho messo sotto. Stessa cosa io, sempre in ginocchio, il mio corpo fa da appoggio. Ecco, facciamo. Ci siamo, il cane è sopra. Quello bisogna fare attenti alla zampa. Dopodiché la chiudiamo e andiamo a usare le cinghie. Perché ovviamente se io vado ad alziamola, 1, 2, 3, ad alzarla, questo è un pupazzo. Hai messo in sicurezza per la zampa. Questo è un pupazzo. Esatto, era l'esempio, no? È un pupazzo, quindi sta fermo. Io nel momento in cui faccio questo con un cane vero, il cane abbiamo... Allora, perché questo? Per farvi capire gli ospiti di questa mattina. Abbiamo in presenza Shasa Frison, presidente Artemis Ambulanza Veterinaria. Grazie Shasa di essere qui con noi. Grazie. Salutiamo anche Benito Garbisa, collegato da Lido di Venezia, detto Pippo Bagnino, dal 1949 al Lido di Venezia. Grazie, grazie Pippo di essere ritornato da noi a salutarci, grazie. È la seconda volta, 90 anni, il più diversamente giovane bagnino d'Europa. Allora io inizierei proprio, Shasa, se tu me lo permetti, e dopo capiremo il perché. Ecco, Shasa salva gli animali, invece Pippo salva le persone, gli esseri umani. Come va la stagione, come è iniziata? Ci mancava questa pandemia dell'Emilia Romagna. Mi senti Pippo? Buongiorno a tutti i telespettatori e voi. Allora, com'è partita la stagione, Pippo? Insomma, vedo che comincia bene, una bella spiaggia pulita, bellissimo, sorvegliata. Soprattutto sorvegliata, ma le persone, ecco, l'anno scorso com'è andata? Sono rispettose, ecco, seguono la sicurezza, i consigli che tu dai, oppure sono menefreghiste? Abbiamo sentito di quel bambino che si è salvato per un pelo. Prego, Pippo. Ma questo è successo tanti anni fa, questo bambino qua che ho salvato. L'altro giorno un altro, non ho tanti anni fa, l'altro giorno un altro. Ah sì? No. Sì, ma cosa vuoi dire? Come si sono comportati l'anno scorso? Bene, benissimo, tutti sanno nuotare, perché con la scusa delle piscine i genitori li portano in piscina, quando vengono al mare sono già bravissimi. Ha capito? Sì, ascolta Pippo, ma perché continui a fare questo lavoro che è anche faticoso, ma per te è diventata una passione? 90 anni, ancora il bagnino, e hai dichiarato: ma se mi metto con i giovani li batto tutti, arriverò sempre io per primo. Prego. Perché mi tengo in forma e io sono astemio, mi tengo in forma, faccio ginnastica, vado a nuotare e mi sento ancora un buon giovanotto. Se hanno bisogno sono sempre pronto. Pensa a te, 90 anni. Shasa, cosa vuoi dire al nostro Pippo 90 anni che ancora si spende per la salute e la sicurezza del prossimo? Niente, che se non mi aveste detto che aveva 90 anni non li dimostra nemmeno. Guarda che roba. Quindi complimenti. Complimenti, anche perché appunto non è da tutti mantenere, appunto vista l'età, un ambito da soccorso, primo intervento, perché comunque sono... Adesso il bagnino non l'ho fatto e non lo faccio, però immagino che sia abbastanza impegnativo anche a livello fisico.
Ascolta Shasa, allora perché questa associazione, da dove nasce questa passione? Perché per te è diventata una passione, come diceva Pippo, se non c'è quella è inutile che ce la giriamo, ma soprattutto nel filmato che abbiamo visto, e mi fa piacere, è che finalmente abbiamo visto i giovani. Ecco, voi in queste associazioni avete, soprattutto quando si tratta di animali, avete i giovani. Come mai Shasa? Questo giovane che si allontana dall'umano e va verso l'animale, che forse ha più fiducia e sa rispondere molto bene. Beh, è il mio lavoro e quindi già qua parto di parte, nel senso che io comunque sono un tecnico veterinario da diversi anni in un ambulatorio e quindi essendo il mio mestiere mi è anche stato più facile prendere il lato animale. Però sì, è stata tutta molto casuale in realtà, perché io inizialmente volevo addirittura fare biologia marina, quindi proprio sempre con gli animali, ma proprio tutt'altro ambito. E poi è successo che con la scuola mia ho fatto un tirocinio presso un veterinario e da là basta, ho detto no, questa è la mia strada. E poi là è nata sostanzialmente vedendo un po' quanto mancasse un servizio del genere, nel senso ormai diciamo che la medicina veterinaria, non dico è al passo con l'umana, però comunque è abbastanza avanzata e le visite a domicilio è difficile che i veterinari le vadano a fare, soprattutto se non si tratta di routine, perché se un animale sta male c'è magari bisogno di tutta una serie di indagini, gli esami del sangue, una radiografia, un'ecografia e così via. Più o meno come succede in umana, cioè se io mi spacco la gamba non mi viene il medico a casa. Sì. E niente, praticamente io faccio questo lavoro a memoria quasi 10 anni, l'associazione c'è da 5, in quei 5 anni dove non c'era l'associazione mi sono imbattuto più volte a rispondere alle telefonate dove ho il cane che sta male, ho il gatto che sta male, potete venire a casa. E allora da un lato la medicina veterinaria evita, se non è la routine, il domicilio, dall'altra parte i proprietari sentono l'esigenza e casualmente io mi sono imbattuto nella normativa che appunto regolamenta questi mezzi e da là ho detto sai cosa, faccio la pazzia e fondo un'associazione e partiamo. E da là è nata l'associazione, ormai questo ottobre sono 5 anni che siamo attivi, non è facile. Come è tenuta in piedi questa associazione? Non è mica semplice, specialmente quei tempi che corrono e che noi viviamo. No, anche perché è nata letteralmente col Covid, cioè noi ci siamo fondati a fine ottobre 2018 e dal 19 in poi sappiamo tutti cosa è successo, quindi non è stato facile. Si mantiene un po' con l'aiuto di tutti, nel senso che purtroppo non ci sono fondi, non ci sono sovvenzioni o quant'altro, insomma non ci sono fondi pubblici destinati a questi servizi perché la medicina veterinaria non è pubblica, è privata e quindi anche questo servizio ricade nel privato. Proviamo insomma a navigare in questo a vista. Navighiamo a vista. Esatto. No, allora, purtroppo lavoriamo con convenzioni. Cioè purtroppo, per fortuna c'è il comune di Marcon al momento a Venezia che ci ha convenzionato. E per esempio a Marcon siamo riusciti a instaurare un servizio molto simile a quello del 118 umano. Cioè l'urgenza e l'emergenza per i residenti di Marcon è gratuita. Pensate, è una cosa importante. Esatto. Speriamo pian piano che un po' tutti i comuni prendano a cuore questo servizio. Riescano a capire l'importanza di questo servizio. Sì, altrimenti c'è un rimborso delle spese vive. Allora, Benito Garbisi ha detto Pippo, la sicurezza nelle spiagge, ma soprattutto anche come si comportano queste persone con gli animali nelle spiagge, perché noi vediamo delle volte degli esempi veramente non negativi, di più, questi animali sotto il sole per tante ore, come si comportano Pippo le persone che tu vedi nella spiaggia, con i loro animali? Vi dico una cosa, gli animali non si possono portare in spiaggia, assolutamente, perché quando hanno bisogno nella sabbia uno si stende sopra e può prendere qualche malattia. È vietato assolutamente portare animali in spiaggia. Shasa, cosa vuoi, come commenti queste parole di Pippo? Beh, là sono di regole delle spiagge, per esempio so che
qua a Lido ci sono delle spiagge predisposte all'animale, però non tutte le spiagge lo accettano. Cioè lì sono, penso, regolamenti della Ci spiaggia. sono delle privata. zone dove tu puoi portare il tuo animale assieme, il tuo cane assieme, perché sono quasi sempre cani, raramente si vedono gatti. No, beh, gatto. Qualcuno sì, io l'ho visto qualcuno, ma raramente, però soprattutto cani, ma soprattutto bisogna rispettare anche questo animale che non può avere le tue abitudini, le tue voglie, o sbaglio, Shasa? Sì, allora diciamo che purtroppo l'animale, il cane non ha facoltà di scelta, cioè nel senso non è il cane che ti dice voglio andare in spiaggia e quindi viene trascinato. Poi sta al proprietario che lo porta in queste spiagge che hanno magari degli spazi adibiti, perché giustamente Pippo ha riferito se il cane ha bisogno poi io mi stendo e c'è il bisogno. Lì sta nella buona educazione del proprietario raccogliere o pulire. Infatti io sono andato qualche anno fa con il mio cane in una di queste spiagge adibite, però erano adibite che c'era anche l'area dove potergli fare i bisogni, se si doveva raccogliere, tutto quanto. Non tutti purtroppo mi rendo conto che sono così, a parte per le malattie che magari qualcuno può incontrare, ma anche proprio per una questione di igiene e soprattutto di anche trasmissioni di malattie tra animale e animale. Che quella è la cosa che è molto importante. Senti Pippo, cosa vorresti dire? Ecco, soprattutto come sono questi giovani bagnini? Noi vediamo anche tante donne ultimamente, giovanissime, che fanno questa professione. Tu cosa vuoi dire? Come sono questi giovani bagnini? Sono preparati? Sì, sono preparati, però devono sempre guardare il mare, mai guardare dietro alle spalle, guardare sempre il mare. Perché il mare è pericoloso, può succedere sempre qualcosa, uno si sente male, una digestione, allora il bagnino è un bel mestiere, però di grande responsabilità. Ascolta Pippo, ma questi bagnini sono retribuiti bene? Cioè è un lavoro che è anche un lavoro che veramente ti gratifica? Perché noi sentiamo sempre di lavori che non sono gratificanti. Il bagnino è un lavoro gratificante? Questo non posso dire cosa prendono, però dovrebbero prendere un buon stipendio dato il mestiere e anche il pericolo che devono guardare il mare. Ascolta Pippo, questa Emilia Romagna con questi problemi dell'acqua, perché abbiamo sentito c'è un'acqua putrida, stanno cercando anche di porre rimedio, ma non sarà così facile. Ecco, tu cosa vuoi dire? Ecco, avresti mai immaginato un'Emilia Romagna da una parte, perché non tutta, ma una buona parte, presa veramente con le bombe nel senso dell'acqua pulita? Un disastro. Le autorità, il governo deve pensare a queste cose, non costruire al lato della montagna, è pericoloso. Le costruzioni, sì, capisco che hanno bisogno, però le devono costruire nei posti sicuri, lontano dai fiumi, dalle montagne. Chi è che stai guardando, Pippo, che ogni tanto guardi? Chi c'è vicino a te? C'è il direttore amministrativo dell'aeroporto. Ah, che piacere, salutalo allora, che ti ha dato l'opportunità di stare con noi con questo collegamento. Senti Pippo, sì. Un'altra cosa, ma chi te lo fa fare a 90 anni ancora di spenderti in lungo e in largo per queste persone magari a volte che non ti dicono neppure grazie? Io mi sento bene e auguro a tutto il mondo di sentirsi bene come me. Ha capito? Certo che ho capito. Un'altra cosa le voglio dire. Io faccio anche il gattaro per la zona di Malamocco. Nel Gattile di Malamocco faccio anche il gattaro. E cosa fai come gattaro? Raccontaci cosa fai come gattaro, Pippo. Porto da mangiare ai gatti, te ne ho 30 in un parco. Perciò porti da mangiare, magari tieni anche pulito. Ho capito. No, tieni pulito. Arrivederci. Auguro a tutti una buona estate e guarda che non ti ho salutato Pippo, guarda che non ti ho salutato, stai ancora con noi un pochino, dai Pippo, tieni duro ancora 10 minuti. Shasa, cosa vuoi dire a Pippo? Oltretutto è anche gattaro, non solo bagnino, anche gattaro con 30 gatti.
Complimenti davvero. C'è una forza della natura. Ma veramente. Veramente. Non è da tutti, non è realmente da tutti. Ascolta Shasa, questo uomo che fa capire l'importanza soprattutto dei valori, del rispetto, dell'amore per il proprio lavoro. Ecco, questi giovani che dicono si innamorano poco di quello che fanno, cambiano in continuazione, si stancano spesso. Ecco, tu cosa vuoi dire dei giovani rispetto alle parole che dice Pippo, ho 90 anni ma sono ancora in forma, mi sento bene, ho voglia di fare? La noia che non gli appartiene, ad esempio la noia che soprattutto voi giovani sentite, non tu magari, ma in molti casi. Esatto, io mi sento un attimo preso di mira, cioè no, nel senso sono giovane, però non mi reputo appunto nella fase dei giovani che non hanno voglia di fare, anche perché con l'associazione siamo partiti per l'Emilia, siamo partiti una settimana fa e io da una settimana devo ancora fermarmi, cioè, quindi sono molto anch'io staccanovista, però in realtà ho la fortuna di vedere tanta gente io, sia per i corsi per diventare volontari da noi, sia per dove lavoro ci sono i tirocini e sia anche con l'ambulanza facciamo i tirocini. Sarò onesto, vedo tante facce, ci sono due realtà nei giovani, almeno per la mia esperienza. Ci sono giovani che si rimboccano veramente tanto le maniche, ne ho molti in ambulanza, ragazzi che hanno addirittura la maturità quest'anno e nonostante abbiano la maturità, esami da studiare, sono sempre in prima linea con noi. E poi ci sono anche quelli che purtroppo dicono vengo là tanto per scaldare la sedia perché sono obbligato, perché devo fare il tirocinio obbligato, quindi vengo là e scaldo la sedia. È una brutta pubblicità per i giovani, però chi ha voglia di fare ce n'è e si trova. Dipende forse dall'ambito, magari quelli che dicono vengo a scaldare la sedia solamente perché non hanno ancora trovato la loro strada, mi auguro, perché sennò veramente... Pippo, tu hai dichiarato che una volta il Lido di Venezia aveva un nome, si chiamava l'Isola d'Oro, adesso è l'Isola di Plastica. Perché hai detto che una volta era l'Isola d'Oro e adesso è l'Isola di Plastica? No, io dico una cosa, che l'isola era d'oro, bellissima, e spero che le autorità si mettano nella mano nel cuore e fra un po' d'anni di riportarla come era una volta. Ma cosa c'era una volta di così bello allora? Spiegami Pippo. Cosa? Cosa c'era di bello? Di tutto c'erano di tutto, bellissimo, attori, tutto, era bellissima proprio l'Isola d'Oro. Il Gran Viale era bellissimo, c'erano le orchestrine, c'erano molti ristoranti, tutto. Adesso non puoi accendere una radio che arriva il vigile e ti dà la multa perché non si può fare musica in centro, non si può fare musica, ha capito? Dobbiamo anche metterci nella mano del cuore. Lido deve ritornare come prima e speriamo che le autorità e il comune si mettano la mano, ripeto, nel cuore, perché dobbiamo avere l'isola. Io non ci sarò più, ma i nostri ragazzi, i nostri nipoti, spero che camminano su loro al Lido di Venezia, che sia veramente Isola d'Oro. Diamo una mano di aiutarla, sta isola. Ascolta Pippo, ma spiegaci un po' com'è la tua giornata tradizionale, ecco, come inizia la tua giornata, cosa fai durante la giornata, spiegaci un po' perché siamo curiosi. Allora io mi alzo presto al mattino, mi vado a fare una bella passeggiata lungo il litorale, qualche volta mi faccio il bagno, ritorno a casa, ho il mio orto, un orto meraviglioso, e lo coltivo fino all'1 o alle 2. Torno a casa, mi faccio la mia bella doccia con la famiglia, con mia moglie e dopo il pomeriggio vado a trovare gli amici miei. Li chiamo Fioi, ma sono tutti vecchi come me, però stiamo bene in compagnia, ci vogliamo bene, ci rispettiamo uno con l'altro.
Ha capito? Sì, ascolta Pippo, ma quando vedi, se per caso vedi una persona in difficoltà, è più forte di te di andare subito in aiuto, anche perché tu hai dichiarato nelle vene ho l'acqua salata. È vero che nelle vene tu al posto del sangue hai l'acqua salata? Nelle vene ho acqua salata. Camminando nella battigia, se qualcuno ha bisogno, prima ci sono i bagnini che intervengono, ma se i bagnini sono impegnati in un altro soccorso, io cerco di poter aiutare questi qua che sono in difficoltà. Avete capito cosa fa il nostro Pippo, 90 anni, guardate, ecco come risponde e cosa ci sta dicendo. Questo è uno stile di vita e rispetto soprattutto per la natura, per se stesso e per gli altri. Allora andiamo a vedere, visto che abbiamo parlato di Emilia Romagna, cosa ha fatto questa associazione Artemis, perché sono andati in Emilia Romagna. Andiamo a vedere questo video. No, quella è acqua, Ciccio, non la berrei. Ecco, è caduto con la zampa. Comunque una bella fame. Qua sopra ce ne sono? Sì, ce ne sono 2. No, non vedo. Allora Shasa, raccontaci, voi siete partiti anche voi per prime per aiutare questi animali perché erano veramente in difficoltà, questi gatti, che farà un piacere enorme anche al nostro Pippo, visto che è anche un gattaro. Ecco, come puoi, ma si può raccontare una cosa del genere? Perché un conto è vedere l'immagine, un conto è essere là. Prego Shasa. Allora, raccontare si può raccontare, sì, assolutamente. Io mi sono... ho una battuta in testa che ci siamo fatti appena arrivati, che secondo me fa rendere bene l'idea di cosa vedi e poi cosa vedi realmente quando sei là. Praticamente noi stavamo andando verso Conselice e vabbè, c'era un po' di acqua nei campi. Siamo di Venezia, la prima battuta è guarda, sembra la laguna, cioè l'acqua nel campo non ti colpisce così tanto, cioè vabbè, si riassorbirà. Poi quando siamo arrivati al centro, là è cambiata proprio anche l'umore, perché da lì non era più il campo, da lì vedevi proprio una situazione che anche se sei di Venezia, che dici l'acqua alta, sei abituato, sì, ok, io sono andato a scuola a Venezia, ho colleghi che sono di Venezia, l'acqua fino a metà stinco, ok, però l'acqua che mi arriva al torace è già un po' diverso. E noi siamo arrivati un po' nella fase inoltrata, anche perché siamo un'associazione piccolina, non siamo dentro al momento non siamo dentro la protezione civile o una colonna mobile, quindi ci siamo sostanzialmente ritrovati nel vedere sui social tantissime richieste di soccorso, di aiuto per gli animali, e guardandoci un attimo negli occhi abbiamo preso 3 giorni di ferie dai nostri lavori e siamo partiti e abbiamo fatto un carico di mangimi, coperte, lenzuola, insomma tutto quello che poteva servire. Siamo andati e abbiamo lasciati a un'azienda agricola che poi avrebbe distribuito nei dintorni a chi serviva, e noi poi ci siamo diretti proprio a Conselice, che era la zona rossa del momento. Là si è veramente aperto un mondo, non abbiamo fatto in tempo a mettere i piedi in piazza, che subito... cane che stava annegando su un cortile, cioè c'era praticamente il giardino talmente tanto alluvionato che era diventato una piscina, e c'era questo cane che poverino stava nuotando. Allora lì l'abbiamo soccorso, era ipotermico, quindi aveva la temperatura bassa, l'abbiamo riportato con la temperatura normale, quindi l'abbiamo scaldato, l'abbiamo asciugato, gli abbiamo dato ossigeno, quindi si è ripreso. Poi dove avete portato questi animali? Allora, collaboravamo con il canile di zona, che lui praticamente, questo ragazzo arrivava, leggeva il lettore microchip, contattava i proprietari e li riportava. Noi facevamo solamente il primo soccorso e poi eravamo in appoggio. Dopo praticamente è successo di 3 gattini trovati su un tetto, proprio avevano 2 mesi, anche loro scaldati, dato da bere, rifocillati un attimo, e loro addirittura non hanno fatto in tempo ad arrivare in Gattile, che è una volontaria che era lì della Toscana, non mi ricordo se era della Protezione Civile o della Croce Rossa, li ha visti, si è innamorata e li ha adottati.
Ascolta, Shaz, quello che vorrei capire, ecco, tu vedi questi giovani, li hai in questa associazione, ma soprattutto quando c'è una calamità loro ci sono, partecipano, non è che si pongono tante domande, si parte e si va, o sbaglio, c'è questa solidarietà dentro di voi? Allora, nella maxi emergenza posso dire che siamo partiti in 10, di cui 8 avevano dai 20 anni in giù. Avete sentito? Poi è partito altri 2 che sono un po' più maturi, diciamo. Però sì, nel lato giovanile non è mancata la risposta, anzi sono stati forse tra i primi a dire io ci sono. E quindi è quello che dicevo prima, ci sono 2 lati, per fortuna ho dei giovani in gamba dentro l'associazione, quindi sì, per fortuna rispondono. Pippo, cosa vorresti dire tu a questi giovani? Ecco, cosa vuoi dire dei tuoi pochi, anche perché in euro ne hai 45, perché sai Pippo che bisogna tagliare per metà in euro la cifra, perciò hai 45 anni, perciò hai voglia, ne vedrai delle cose. Cosa vuoi dire ai giovani, Pippo? I giovani devono studiare, prima cosa con studio, perché se non hai un diploma non vai da nessuna parte. Giovanotti, studiate che potete avere un buon avvenire, perché senza diploma non si va neanche nessuna parte. In nessuna parte. E cosa vuoi dire al nostro Shasa che è andato in Emilia Romagna a salvare gli animali con la sua associazione? Guardi, non voglio essere un caffone, ma se avessi avuto 30 anni sarei andato anch'io là a dargli una mano agli esseri umani e anche agli animali, ma purtroppo alla mia età devo stare tranquillo. Ma guardandoti non so mica io se stai proprio così tranquillo, non so tua moglie quanto tranquilla è quando esci di casa, perché tu è il pericolo è il tuo mestiere, secondo me non c'è niente da fare, o sbaglio Pippo? Non sono mai fermo. Una cosa volevo dire, dottoressa, nelle nuove Venezia del 29 maggio, che hanno fatto una pagina con delle foto, ho ricevuto quasi 300 messaggi di ringraziamento e vorrei tutti quanti, se sono in ascolto, qualcuno in ascolto, vi ringrazio veramente di cuore, perché questi qua sono amici, non traditori, amici. Grazie. Grazie a te. Noi aggiungiamo allora altri messaggi di tutta la grande famiglia di Rete Veneta al nostro Benito Garbisa, detto Pippo, collegato con noi da Lido di Venezia, questo bagnino di 90 anni che veramente forse dobbiamo capire che nessuno ha età, non c'è niente da fare. Pippo è una forza della natura, pensiamo anche ai centenari che abbiamo, perciò un abbraccio a tutti. Grazie a Benito Garbisa, detto Pippo, di essere stato con noi e veramente buon weekend, sai Pippo, buona giornata. A voi tutti e un bacio a tutti voi. Grazie Pippo. Allora abbiamo salutato Pippo, allora andiamo a vedere un altro video di questa importante associazione Artemis. Dell'associazione. Questo era un video che in realtà eravamo in diretta su Facebook, era un video dove noi ci stavamo facendo un addestramento, quindi eravamo ancora in pochi. Perché... Allora aspetta, adesso andiamo a vedere anche il video 3, se no non ce la facciamo, cambiamo, prego, intanto tu continua. No, niente, qua ci stavamo addestrando sulle tecniche di soccorso.
Allora pensate che Shas con questa squadra meravigliosa di volontari hanno deciso di chiedere un prestito, si sono esposti, lo stanno pagando perché la banca non regala niente di sicuro e deve avere tutte le massime garanzie, però loro ci credevano e ci credono sul lavoro che stanno facendo e l'obiettivo soprattutto di aiutare queste fragilità che sono anche i nostri animali. Prego Shasa. Sì, appunto come dicevo prima non ci sono fondi e quindi per avviare tutto questo servizio niente, siamo andati in banca a chiedere un prestito, un mutuo, un finanziamento insomma. Per entrambe le due ambulanze, quella che avevamo che poi è stata dismessa perché poverina non ce la faceva più, abbiamo preso una nuova, però per entrambe abbiamo dovuto chiedere un prestito perché appunto non essendoci questi fondi o così o non esisteva l'ambulanza. Vedete che loro non hanno paura di farsi male, di esporsi, di chiedere, perché quando proprio credi nella persona, nell'obiettivo che tu vuoi raggiungere, ce la fai e con te altri amici, è con la massima veramente solidarietà perché siete veramente stati bravi, perché anche specialmente i diversamente giovani hanno per amico sempre l'amico dell'uomo che è l'animale o il gatto, l'uccellino, perciò è importante, però le cure costano. Ecco, cosa vorresti dire? Perché anche queste persone con queste pensioni bassissime, alle volte telefono, portarle dal veterinario costa, tutto costa, prezzi alti, mangiare costa. Ecco, cosa vorresti dire alla politica? Tu Shasa che stai cercando di dare delle risposte dove veramente la politica non arriva, ecco, di farvi anche aiutare perché siete importanti. Allora, di politica non me ne intendo, cioè nel senso sono molto estraneo, però allora se dovessi dire qualcosa proprio a livello politico, l'unica cosa che mi viene da dire è l'animale è considerato un bene di lusso, magari una volta, magari forse posso anche concedere determinati tipi di animale, anche qua un terreno molto difficile quello che sto dicendo, però mi rendo conto che magari una persona voglia prendersi un cavallo, cioè il cavallo è ben più oneroso rispetto a un cane. Però il cane ormai, il gatto, il pappagallo, il criceto, insomma l'animale d'affezione diciamo, ormai è di, penso, quotidiane, cioè, cioè ci sono più animali che famiglie che hanno figli, c'è poco da dire, soprattutto anche dopo il Covid. Dopo il Covid c'è stata un'esplosione di gente che aveva l'animale, c'è gente addirittura che magari non può avere figli e allora si prende l'animale, cioè per certa gente l'animale è letteralmente come un figlio. E non dico tenerla tutta privata, cioè comunque una parte pubblica secondo me dovrebbe essere essenziale, o quantomeno magari per quelle persone che hanno difficoltà economiche, non so, magari con un ISE, insomma in qualche modo riuscire a creare qualcosa, perché la veterinaria pubblica è solamente il servizio ASL che fa praticamente il recupero animale vagante, ferito e non, quindi praticamente se c'è il cane in strada o il gatto in strada senza il proprietario lo recuperano per poi riportarlo al proprietario o curarlo e portarlo al proprietario, o se no sono sostanzialmente tutte questioni di controllo alimenti, cioè controllo della qualità della carne, e lì diciamo che è sia il settore veterinario ma è più per tutela persona, per evitare zoonosi, quindi malattie trasmissibili. Ascolta Shasa, scusa se faccio una parentesi, ma tu hai detto di politica non me ne intendo, ma dovrebbe intrigarvi perché la politica è fatta anche da persone e speriamo anche molti giovani che riescano a porre rimedio magari a quelle che sono le defiance della politica. Perché non ti intriga la politica? Allora, non è che non mi intriga, è che purtroppo con questa associazione ci ho sbattuto spesso con la politica e sarò brutalmente onesto, sai, dopo quando hai un'associazione che per 5 anni, anche politica a livello locale, perché ovviamente non sono arrivato, in realtà sono arrivato anche al ministero, però sai, quando ti interfacci e chiedi cose che loro hanno fatto, perché il decreto ministeriale per l'ambulanza non l'ho creato io nella mia cameretta, e chiedi cose e non vieni neanche la risposta di dirti ti faremo sapere, proprio vieni ignorato, ti fa un po' perdere. E a livello di ministero posso capirlo, cioè sono una formica in tutta l'Italia, ok, però anche a livello locale, cioè io ho contattato vari comuni, per non fare nomi specifici diciamo, e per più cose, convenzioni, piuttosto che affiancamenti a eventi, perché ormai mi dicevano
il vicepresidente dell'associazione mi diceva che lui è andato ancora quando c'era il carnevale a una manifestazione di carri, non c'entra nulla l'animale, mi ha detto ho visto più persone col cane che col bambino e come diceva anche prima Pippo, quando succede bisogna intervenire. Se l'animale sta male, non è che sta male sempre a casa, può succedere che lì stai guardando i carri, ci sono due cani, si mordono. Avevamo anche chiesto semplicemente di affiancare a eventi dei comuni e quant'altro, non abbiamo neanche avuto la briga di una risposta. E lì ammetto che almeno a me personalmente, magari qualcun altro si intestardisce e va avanti, però cioè, a livello politico, perché io mi sono intestardito e sto andando avanti, è da 5 anni che mando mail, è da 5 anni che vengo ignorato, ma continuerò a mandare mail finché qualcuno dirà ascolta, ti rispondo. Ma in regione sei stato anche in regione? Stiamo sempre parlando della stessa questione, siamo stati anche in regione, stessa cosa, ha mandato la mail perché comunque finché non hai il contatto mail non ti danno ascolto, mandiamo le mail agli uffici predisposti ma poi non riceviamo nessuna risposta e quello fa un po' perdere, è anche soprattutto perché è un servizio che non dico ha del potenziale perché è mio, perché in realtà ambulanze veterinarie ci sono in tutta Italia, però cioè, se non crei il precedente è anche difficile che qualcun altro emerga o abbia voglia di. Noi allora, al momento siamo l'unica in Veneto e adesso non dico che sono geloso del mio lavoro, però se uno volesse aprire a Vicenza sarò il primo a dargli una mano perché fin Vicenza è lunga, però finché ci sono tutti questi paletti mi rendo conto, cioè io ho avuto la facoltà e la facilità di farlo perché sono del mestiere, ho magari, non dico contatti, però ho un'ottica sanitaria, ho dei medici che mi danno una mano. Ma anche un lavoro alternativo può essere, ecco, anche un lavoro alternativo? Se mai si riuscisse a sbloccare questa situazione, perché io faccio turni di 12 ore in ambulanza, ma sono volontario, non percepisco stipendio, sono uno dei pochi infermieri dell'ambulanza e sono anche il presidente. Cioè, adesso non voglio fare il allora, piramidale, scusate, quando senti dire i giovani non hanno voglia di far niente, non vogliono lavorare il sabato e la domenica, tu sei la dimostrazione che non è vero così. Ci saranno quelli, ma ci sono anche quelli come te che invece avrebbero voglia di fare anche il sabato e la domenica con dei lavori che possono essere utili anche per la cittadinanza. Come ci saluti, Shasa? Beh, intanto ringraziandovi perché mi avete dato questo tempo. E niente, sostanzialmente mi rivolgo ai proprietari che se avete bisogno siamo qua. Grazie a Shasa Frison dell'associazione, presidente associazione Artemis, ambulanza veterinaria, grazie, un in bocca al lupo anche a te e adesso come sempre facciamo la poesia di Mirella. E anche questa mattina, come tutti i sabati, dobbiamo ricordare questo ragazzo che non c'entrava niente, nel momento sbagliato, al posto sbagliato, ma qualcuno doveva assolutamente fare qualcosa che è la sicurezza nel posto di lavoro. Come Mattia, tanti ragazzi, tante donne, tanti uomini che muoiono perché qualcuno non si rende ancora conto nel 2023 che la cosa più importante in un'azienda, in una ditta, soprattutto quando uno lavora, è la sicurezza. Io continuerò a leggere queste poesie dedicate a Mattia, scritte da mamma Monica Michelin e da Francesca Basso, La farfalla che vola oltre, perché penso che sia doveroso e non noioso ascoltare e riflettere su quello che è successo a questa mamma, a questa famiglia che non si darà mai pace per questa morte assurda come tutte le altre famiglie. Ciao mamma, nemmeno stavolta l'hai accettato. È iniziata la scuola e tu, pensosa, te ne vai traballante verso i cancelli del tuo istituto. Ci sono miriadi di bambini che ti corrono incontro. Sai cosa penso, mamma? Questo è amore. Sei circondata da affetto e da presenze, ma lo sento che cerchi me. Così come io, ancora, cerco inesorabilmente te. Entri in classe e fai l'appello. Tra sciabordi di nomi comuni, eccolo che compare. Mattia pronunci e poi ti blocchi. Fissi quel bambino con gli occhi color sabbia ed un caschetto da birbante, pronto a combinare qualche marachella. Hai rivisto lui in me, mamma, lo so. Hai pensato alla fortuna di quella madre, dove, al nominare Mattia, avrà sempre risposto uno squillante «Dimmi, mamma». Ripensi a me
e non smetti più. Ti scogli dalla sedia energicamente, alzandoti di colpo come a volerti discantare dal mio pensiero. Piangere davanti ai bambini? Mai. Sono l'unico mondo che riesce, per quanto possibile, ad offuscare lievemente la mia assenza. Li amo molto, per questo sappilo. Inizi a scrivere alla lavagna e, un po' per indispettirti, crepo il gessetto che stai usando che, ovviamente, si scardina in 1000 granelli bianchi, sbattendo sul pavimento. Lo raccogli, ci soffi sopra e ricominci. Sei dura, eh? Non lo vuoi capire proprio che ti sono ad 1 centimetro dal cuore. Ho scritto il tuo nome 100 volte sul vetro della doccia stasera. Scrivevo, cancellavo, riappannavo, ripetevo, un continuo automatismo di follia. Ed uscita fissavo il vuoto, mentre il mio corpo si asciugava solo come fosse fatto di lacrime. Mi giro e fisso il foglio di vetro su cui prima avevo vomitato il mio unico pensiero e mi accorgo che il calco del tuo nome rimane in controluce come sul mio cuore. Riflesso indelebile che in sordina dolorosa e prepotente risplende nella mia testa, come se tra battiti e pensieri ci fosse una corda di chitarra che, fatta vibrare, riporta in alto ed in basso costantemente il tuo suono, che fra l'altro fa un casino bestiale, un rumore insopportabile e soffocante, ma è come droga, è crisi di astinenza da te. E se chi è depresso non si lava, io invece lo farei 1000 volte, pur di isolarmi in 4 pareti di vapore come Baudelaire ed il cielo. E quindi significa che di banale tristezza non sono malata. E allora non capisco cosa sia questa costante sensazione di niente che mi ribolle in testa e mi fa perdere l'orientamento e l'equilibrio. Questo è quello che scrive mamma Monica a Mattia, che questa mattina alle 11 sarà nella barchessa di Villa Margherita con una conferenza per ricordare e soprattutto per riuscire a essere forte il 3 luglio quando ci sarà il processo. Ciao mamma Monica, ciao famiglia Battistetti, ciao famiglia Michelin, ciao a tutti e veramente un in bocca al lupo.